Buongiorno a tutti e benvenuti a Sveglia Trieste. In questa puntata del 18 maggio avremo ospiti in studio nella prima parte della nostra trasmissione i consiglieri regionali Furio Honsel di Open FVG e Carlo Grilli della lista Fedriga che si confronteranno. Poi avremo ospite in studio l'assessore regionale alla immigrazione e sicurezza Pierpaolo Roberti e anche con delega alle autonomie locali e avremo anche collegamenti esterni, quindi seguiteci e iniziamo subito come sempre dalle previsioni del tempo. Vediamo il sito dell'Osmeralpa regionale e la situazione generale. Un'area depressionaria interessa il Mediterraneo centro-occidentale favorendo il costante afflusso di correnti di bora al suolo sulla regione senza il passaggio di fronti definiti. Per oggi su pianura e costa nuvolosità variabile con probabili schiarite più frequenti verso la costa. Sulla zona montana cielo nuvoloso con la possibilità di qualche locale pioggia, rovescio pomeridiano, soffierà bora moderata in pianura sostenuta sulla costa, mentre per la giornata di domani venerdì 19 su pianura e costa cielo in genere variabile, sulla zona montana nuvoloso con possibili locali deboli piogge o qualche rovescio pomeridiano. Su pianura e costa soffierà bora moderata a tratti sostenuta sulla zona di Trieste. Questo è il quadro meteo per quanto riguarda le giornate di oggi e domani, uno sguardo anche a quella di sabato, così anticipiamo un pochino il weekend. Cielo in prevalenza nuvoloso e non si esclude qualche locale debole pioggia, continuerà a soffiare la bora moderata sulla pianura e sulla costa. Ieri abbiamo fatto anche il punto con un meteorologo dell'Osmeralpa sulla situazione del tempo e anche su questo anomalo fenomeno di bora forte in questa stagione e poi rivedremo insieme fra poco il nostro servizio. Prima andiamo a vedere la prima pagina del piccolo in edicola quest'oggi, eccolo qui. Allora vediamo il vertice a Trieste, dal hotspot fino ai rimpatri, il piano per ridurre i migranti, ed è questo l'argomento di cui vi parleremo subito in questa puntata di Sveglia Trieste, perché ieri sera abbiamo seguito anche noi questo importante vertice alla prefettura di Trieste. Poi il caro affitti, Bernini, il ministro Bernini incontrerà gli studenti, vanno aumentati i posti letto. In centropagina la tragedia dell'Emilia Romagna devastata dal maltempo e dall'alluvione. Poi ancora il giorno di Varsila, oggi il tavolo al Ministero, attesa per il verdetto sulle offerte per Bagnoli, i timori dei sindacati, la crisi industriale, ne abbiamo parlato nel post telegiornale ieri sera. Vediamo il dibattito, le reazioni in città, puntare in alto nello sport pesa l'assenza di industriali, si torna sull'argomento che il piccolo ha approfondito ieri, la panoramica insomma sulla situazione dello sport in città dopo l'analisi della stagione che si sta concludendo. Basket, Adami, fiducia nella proprietà, grande delusione per il finale. Calcio, Canciani, Trieste merita di più della Serie C, serve un piano. C'è il cineturismo, questo fenomeno che interessa ormai da un po' di anni la nostra città, la mappa dei 500 set. E poi ancora per la pagina delle culture, Serena, una vita di colpi di testa e le 1000 tinte blu con Mare Nord-Est, e anche di questo ci siamo occupati nel telegiornale di ieri. Allora, terra mia ferita, vediamo appunto la situazione disastrosa dell'Emilia Romagna, qui vediamo delle foto davvero impressionanti con i soccorritori, fra l'altro ce ne sono anche dalla nostra regione e ieri abbiamo realizzato anche un servizio proprio sulla nostra protezione civile che si è recata in Emilia, lo ha fatto il nostro Gianluca Paladin in Emilia Romagna per soccorrere proprio gli alluvionati. Non so se possiamo rivedere insieme il nostro servizio appunto sulla partenza dei nostri volontari della protezione civile dal Friuli Venezia Giulia ancora una volta in soccorso alle popolazioni alluvionate. Vediamo.
Altri 30 volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia hanno raggiunto Forlì e le zone confinanti per aiutare le popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. Frane e smottamenti sulla viabilità. Questa è la situazione che i volontari hanno trovato al loro arrivo a Predappio e nelle aree limitrofe. Tutti gli operatori sono al lavoro per attività di monitoraggio e soprattutto per la pulizia e messa in sicurezza delle zone alluvionate. Ieri pomeriggio le abbondanti precipitazioni hanno causato la rottura degli argini di diversi corsi d'acqua con invasione dei terreni e l'evacuazione di alcune case. Non solo volontari della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a disporre l'invio di aiuti dalla nostra regione alle popolazioni dell'Emilia Romagna è stato anche il Centro Operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nella tarda serata di ieri la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia ha inviato a Forlì un modulo operativo per il rischio acquatico di base. Il modulo, composto da 4 mezzi, un'imbarcazione a motore e un gommone da rafting, conta 9 vigili del fuoco, 6 dei quali soccorritori fluviali alluvionali. Questa è dunque la macchina degli aiuti dalla nostra regione. Ci torneremo fra poco, però ora torniamo a scorrere le pagine del Piccolo in edicola quest'oggi per parlare dell'incontro importante che c'è stato ieri sera, nel tardo pomeriggio, in prefettura con il commissario. Ecco, abbiamo anche le immagini dell'incontro, più rimpatri, hotspot e trasferimenti rapidi, il piano per ridurre il numero dei migranti, vertice tra il commissario Valenti, proprio commissario speciale per l'immigrazione, i prefetti di tutta la regione, il presidente Fedriga, li vediamo qui al tavolo anche con l'assessore Roberti che sarà ospite dalle 9 alle 10 qui a Sveglia Trieste, quindi gli chiederemo un resoconto dell'incontro di ieri sera, dopo il più 300% di arrivi, lo sapete, di migranti attraverso la rotta balcanica. Ancora al vaglio le strutture idonee. Questo è il vertice che si è svolto appunto nel tardo pomeriggio. Gli arrivi lungo la rotta balcanica in questi primi 4 mesi dell'anno sono lievitati rispetto allo stesso periodo del 2022 a livello regionale, più 180%, e soprattutto a Trieste più 335%. Questi i dati e quindi il motivo anche di questo vertice in prefettura. Il nostro Gianluca Paladin, che ha seguito il vertice, era a porte chiuse ma è rimasto a seguire e poi a intervistare i protagonisti del vertice, ha sentito sia il commissario Valenti sia il presidente della regione Fedriga, che adesso ascoltiamo in questa intervista. Poi sentiremo anche il prefetto Valenti. Presidente Fedriga, dopo l'importante incontro di oggi in chiave immigrazione, cosa è emerso al netto delle richieste anche fatte a Valenti stesso, che conosce molto bene Trieste e questa realtà? No, è emerso che oggi il Friuli Venezia Giulia sta accogliendo più delle altre regioni, quindi c'è un impegno, e ringrazio da parte del commissario Valenti, di in una misura, penso in un breve periodo, di fare un alleggerimento della presenza di immigrati richiedenti asilo nel territorio della nostra regione. In più però anche è stato valutato di rendere questa cosa strutturale, cioè di non arrivare più a numeri importanti che rischiano di mettere a rischio la tenuta del nostro sistema, e quindi la creazione di un hotspot che possa fare da polmone per chi arriva irregolarmente, per essere messo nello spot e poi smistato in altri territori lontani dal Friuli Venezia Giulia, è una misura che può mantenere costante e non rischiare ogni volta di avere ingressi importanti da dover gestire sul territorio regionale. Al contempo, all'interno dello spot verrà fatta una struttura per i rimpatri delle persone provenienti da paesi sicuri, in quel caso una struttura oltretutto chiusa che servirà per fare dei rimpatri rapidi, quindi una visione che va verso una situazione migliorativa per il nostro territorio. Possiamo dire che la presenza del commissario Valenti sia anche un segno di vicinanza e attenzione del governo su questa questione, la rotta balcanica, perché ci sono gli sbarchi ma questo è un fronte sempre aperto. Beh, devo dire che negli anni è stata data tanta attenzione alla rotta mediterranea, meno a quella balcanica, quando invece sicuramente con numeri diversi ma sono molto impattanti per il nostro territorio. Questo governo e la presenza del prefetto Valenti qua sicuramente testimoniano che hanno percezione del problema e vogliono affrontarlo.
Questa è l'intervista appunto al Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, raccolta subito dopo questo vertice importante in Prefettura sul tentativo di contenimento degli arrivi in questa zona e sulla gestione dell'accoglienza. Allora sentiamo anche un tratto dell'intervista che il nostro Gianluca Palladini insieme agli altri giornalisti che erano presenti all'incontro di ieri ha realizzato con il prefetto straordinario per l'immigrazione Valerio Valenti. Sentiamolo. Sentiamo il collega. Grazie. Ecco, queste sono valutazioni che spettano ai colleghi sul territorio, per cui stanno lavorando, sono fiducioso sul fatto che alla fine poi dopo verrà individuata una struttura idonea a questo scopo. Sicuramente il commissario e il Ministero metterà a disposizione le risorse necessarie per poterlo fare. Il dato che emerge oggi è sicuramente, almeno dal mio punto di vista, l'assimilazione del Friuli Venezia Giulia un po' alle altre regioni che subiscono l'impatto del flusso migratorio, Sicilia e Calabria in particolare. Quindi la filosofia è la stessa: svuotare rapidamente quelle strutture di accoglienza, gli hotspot che stiamo realizzando in quelle realtà. Ce n'erano già alcuni già esistenti, e quindi allo stesso modo il principio deve essere quello di vasi comunicanti: tot ne entrano, tot devono uscire. Nello stesso tempo l'impegno è anche quello a ridurre la presenza di migranti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, allineandolo al dato delle altre regioni, perché in questo momento il Friuli è sicuramente al di sopra della quota aspettante, e quindi questo gradualmente, ma io confido anche in tempi abbastanza brevi, verrà realizzato. Lei ha già lanciato un appello al terzo settore, il terzo settore che conosce molto bene a Trieste. Ha detto: daremo regole diverse ma non andremo a toccare la cifra. Pensa che questo andrà incontro alle richieste del mondo del terzo settore, che poi dovrà verosimilmente gestire queste strutture? Me lo auguro, l'auspicio è quello di, insieme in un percorso condiviso. Il tavolo asilo e immigrazione è stato convocato di recente, ci siamo confrontati, è proprio quello di cui ho parlato, fermo restando che le cifre complessive pro capite e pro die rimarranno immutate. Ci sono tutta una serie di servizi che vengono prestati, la cui modalità e tipologia può essere modulata, rimodulata, anche guardando al nuovo codice degli appalti che, entrando in vigore il 1° luglio, stabilirà anche regole nuove. Avete fatto una stima di quanti dei migranti che arrivano qui potrebbero essere indirizzati, destinati in quella parte dell'hotspot o del futuro hotspot destinate appunto ai rimpatri? Guardi, la dimensione degli hotspot sicuramente non vuole essere quella di strutture come Mineo o come Cona con migliaia di persone, devono essere strutture di medio-piccole dimensioni, quindi penso a strutture che non superino i 300 posti. Ecco, allora questa è una parte dell'intervista, della lunga intervista anche da parte dei colleghi che erano presenti all'incontro. Naturalmente realizzeremo anche un servizio nel corso del telegiornale di oggi. Allora torniamo a leggere i giornali, andiamo a vedere il dramma a livello nazionale dell'Emilia Romagna, delle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione. Allora, morti e sfollati come un terremoto, 21 fiumi esondano, l'acqua invade le campagne e le città, danni per miliardi. Qui siamo sul Corriere della Sera. Frane anche sui binari, bloccata la A14, Consiglio dei Ministri il 23. Alluvione devastante in Emilia Romagna, almeno 9 vittime, decine di migliaia costretti a lasciare le case. Qui vediamo una delle tante foto davvero terribili di questo evento naturale che ha messo in ginocchio quella regione. Allora, e non solo, insomma anche qualche zona limitrofa. Allora, bollette, stop invece al decreto, tensioni sull'autonomia, il caso salta la norma sui precari della sanità invece per la politica nazionale. Allora andiamo a vedere la Repubblica, anche qui
Immagine davvero impressionante. Qui nell'immagine c'è Budrio, l'area in provincia di Bologna dopo le esondazioni per le piogge. Sott'acqua il titolo semplice e secco. Piogge tropicali sull'Adriatico e l'effetto del clima malato. I fiumi rompono gli argini in Emilia Romagna, 9 morti, oltre 10.000 sfollati. Bonaccini, come un terremoto dall'Appennino alla costa, molti paesi isolati dalle frane e dagli allagamenti, annullati il Gran Premio di Imola, il borgo sommerso da un'onda di fango. Il reportage da Castel Bolognese in provincia di Ravenna. Vediamo La Stampa, anche qui naturalmente Romagna Nostra, questo il titolo: 9 vittime, 13.000 sfollati, una regione in ginocchio per l'alluvione, annullato il Gran Premio di Imola, martedì Consiglio dei Ministri straordinario. E qui vediamo un'immagine dei soccorsi alle persone colpite. Poi ancora il reportage: Marinella trascinata per 20 km dall'acqua, come un terremoto da Imola alle Marche. Mercalli, la natura ci presenta il conto, dice il meteorologo. E poi ancora: ma la mia Riccione saprà rialzarsi in piedi, è il racconto del DJ Linus. Poi ancora andiamo a vedere Libero, alluvione in Emilia Romagna, sott'acqua il modello PD, tragedia nella terra simbolo del buon governo Dem, inutilizzati molti dei fondi stanziati per la prevenzione, 9 morti e 22.000 sfollati, Meloni vara un pacchetto di aiuti. Il Giornale, Romagna Nostra, anche qui lo stesso titolo della Stampa, in realtà l'alluvione e la solidarietà dal governo, subito una mano, rinviate tasse e mutui. Il maltempo fa 9 morti, 13.000 sfollati, Bonaccini, come un terremoto, aiuti da tutta Italia, meteorologi in 2 giorni, la pioggia di 3 mesi. Allora ancora il Fatto Quotidiano. Il partito del cemento uccide, un altro terremoto, alluvione in Emilia Romagna, 9 morti e 10.000 sfollati, leggi su clima e suolo ferme, su questo si concentra il Fatto, regione con record di impermeabilità. Qui vediamo un'altra immagine davvero tremenda e significativa di quello che sta accadendo in centro Italia, centro-nord Italia. Allora, torniamo sul piccolo, giornata da bollino rosso in A4 per la festa dell'Ascensione, accade oggi, ma noi ci occupiamo invece adesso del traffico nella nostra città per collegarci con la sala operativa della Polizia Locale. Chi abbiamo in linea? Buongiorno. Buongiorno all'ispettore Gurtner. Buongiorno all'ispettore Paolo Gurtner. Allora, qual è la situazione a Trieste e quali sono le segnalazioni, se ce ne sono? Attualmente il traffico è scarsissimo, le camere sono praticamente nullo, Rive passa adesso una macchina per capirsi. Benissimo. La giornata odierna presenta alcuni lavori in alcune zone e mi riferisco alla chiusura della bretella di Città di Santos, quella che va da Largo Santos a Piazza Duca degli Abruzzi per capirsi. Ci sono dei lavori di scavo, di sondaggio circa 90 metri dal Largo Santos. Verrà garantito comunque l'accesso sia al nuovo parcheggio Pullman del Porto Vecchio che a Moglio Quarto, come faranno eventualmente con delle piastre, immagino. Questo nella giornata odierna. Per quanto riguarda poi zona periferica, via Capofonte verrà interessata da lavori di taglio albero urgente dalle ore 9 alle ore 12. Ci potrebbero essere delle interruzioni provvisorie del traffico, quindi chi abita in quella zona faccia un attimo attenzione. E volevo far presente che inizieranno le riprese cinematografiche in varie parti della città. Ho visto dei divieti in Piazza Giotti, lungo le rive oggi non si può parcheggiare perché è in arrivo la nave. Inoltre, cosa importante, dalle 22 di questa notte fino alle 3 di domani mattina verrà chiusa la grande viabilità triestina, ora 202, tra il chilometro 5800 e il 7980, siamo circa praticamente tra l'uscita di Cabotto Muggia e l'ingresso delle grandi motori, direzione Venezia. Ci saranno delle deviazioni e quindi chi eventualmente la notte deve andare via faccia attenzione. Altre cose non avrei da riferire per oggi. Grazie delle segnalazioni, buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi.
Saluti a tutti quanti. Grazie, buona giornata. Allora, l'ispettore capo Paolo Gurtner ha parlato anche delle riprese cinematografiche e torniamo per un attimo sul piccolo per vedere proprio questo articolo sulle tracce delle star in 500 luoghi dei Ciak. Decolla il cineturismo, dal censimento delle location scelte per film e serie TV ai soggiorni negli hotel dei divi. La Regione potenzia l'offerta rivolta ai fan delle tante produzioni girate sul territorio. Qui ne vediamo una. Nel pacchetto rientrano anche passeggiate cinematografiche fruibili a distanza in versione digitale. La prima fiction a portare in Friuli Venezia Giulia gruppi di appassionati fu La Porta Rossa. L'obiettivo è replicare quel modello vincente. I grandi successi targati Netflix trainano gli arrivi dagli USA. Grazie alle storie al centro di docufilm e lungometraggi, gli americani hanno scoperto il Friuli Venezia Giulia, lo confermano le presenze triplicate negli ultimi 10 anni, arrivate nel 2022 a quota 42.000. Questa è un'analisi interessante, insomma, del fenomeno. Nell'offerta anche i set sloveni per promuovere Go 2025. Il portale Friuli Venezia Giulia Film Locations a breve includerà informazioni sulle riprese effettuate oltre confine. È prevista anche la creazione di audioracconti in italiano, sloveno e inglese per descrivere i luoghi. Una bella iniziativa per valorizzare ancora di più questa parte importante del nostro turismo. Allora, andiamo a vedere ora la crisi Varsila. Oggi sulla Varsila round al Ministero, troppe incognite sulle possibili offerte, allarme da parte del sindacato, si tenta di trovare una svolta con industriali e Regione che ha convocato le parti lunedì 29, quindi lunedì 29 ci sarà questo incontro in Regione. Oggi pomeriggio, ne abbiamo parlato ieri sera con Antonio Rodà, segretario provinciale della UILM, ci sarà l'incontro a Roma con tutte le istituzioni, sindacati e al Ministero, il Ministero dello Sviluppo Economico e del Made in Italy. Allora andiamo a vedere ancora la pagina di Trieste. Adami nel basket, delusione cocente, però in questa proprietà bisogna avere fiducia. Insomma, continua l'analisi del piccolo nelle prime pagine proprio della cronaca cittadina sullo sport cittadino che sconta l'assenza di grandi industriali, l'analisi degli imprenditori del territorio. Unire le forze aiuta, dicono, fra i punti critici l'assenza di business attorno alle squadre e il nodo delle palestre, questi i problemi che attanagliano lo sport locale. Scontro per l'audizione sul caso Euro e Promos, Pasino al presidente Panteca che sconsiglia di procedere, vuole intimidire, la replica era solo una riflessione. Allora noi abbiamo seguito questa conferenza stampa, la conferenza di Alberto Pasino insieme ad altri colleghi dell'opposizione sulla commissione trasparenza relativa proprio alla situazione dei lavoratori museali che fanno capo a Euro e Promos. Allora rivediamo insieme il servizio. La commissione comunale della discordia, ovvero la commissione che secondo qualcuno non sa da fare ma che qualcun altro ha convocato tirando dritto e non badando al resto. Serve in questo caso un po' di contesto. Il consigliere comunale della lista Russo Franco Alberto Pasino, presidente della commissione garanzia e controllo, detta commissione trasparenza, ha fatto richiesta di convocazione della suddetta seduta per parlare della situazione dei dipendenti museali in capo ad Europromos, chiedendo la presenza dei sindacati, dell'azienda e dell'assessore. Domanda inoltrata con l'intesa di convocazione per evitare sovrapposizioni con altri impegni comunali. Sin qua tutto ok. La risposta del presidente del Consiglio Panteca arriva venerdì ed è negativa rispetto alla richiesta per 3 motivi. Il primo, che la materia trattata esulerebbe dalle materie riservate dal citato regolamento alla Commissione Trasparenza. Il secondo, che poiché la richiesta sarebbe stata formulata ai sensi del comma secondo e non già del comma 13° dell'articolo 13 del regolamento, dovrei ritenermi esonerato
dal convocare la riunione entro 5 giorni. E l'ultimo. Lo svolgimento di una qualsiasi commissione consiliare per trattare questioni non riconducibili né direttamente né indirettamente alle funzioni adesso attribuite potrebbe, ad avviso del Presidente, ipotizzare un uso distorto delle risorse e potrebbe essere oggetto di intervento della Corte dei Conti. Quindi, argomento non inerente, domande inoltrate in modo non corretto e possibile perdita di tempo e denaro, poi la convocazione di una commissione che non avrebbe attinenza, hanno fatto scattare la reazione dello stesso Pasino, che, appoggiato anche dai consiglieri Salvati del PD e dalla neosubentrata Giorgia Caccovic di Adesso Trieste, non intende fare il minimo passo indietro. Io rischio di più di fronte ai cittadini se non uso quelle strutture, di fronte a un problema sentito come quello di Europromos. Trovo che quello che cerca di fare, intimidire, per fortuna ha di fronte la persona sbagliata. Di fondo, rimarca Pasino, al netto di queste posizioni c'è la necessità di metter mano al regolamento di quella commissione che, essendo strumento in capo alle opposizioni, vive di alcuni passaggi che al momento rendono farraginoso il suo utilizzo. Questa quindi è la vicenda. Allora torniamo a leggere il giornale, torniamo sempre sulle questioni cittadine per parlare dell'ex fiera, piano per l'ex fiera da integrare, il progetto slitta verso l'autunno. Il Comune richiede di precisare gli elaborati sull'edificio e sulle opere di urbanizzazione, non meno di un mese per le aggiunte, poi il PAC dovrà passare dalla Giunta e con probabilità dal Consiglio, senza l'approvazione niente demolizione. Ancora tutto fermo, ce lo chiedevate qualche giorno fa con le vostre telefonate proprio qui a Sveglia Trieste. Di aggiornamento in aggiornamento, la riqualificazione dell'ex fiera ricorda sempre più il motto dell'ergastolano sardo domani libero. A che punto siamo? Il punto è ancora di carattere amministrativo. Gli uffici dell'urbanistica comunale con il direttore Edi Dalla Bette e con il braccio destro Beatrice Mikovilovic hanno vistato sul tavola per tavola il piano attuativo comunale, il PAC, presentato dai progettisti incaricati dalla MID del carinziano Walter Mosser in azione sul comprensorio della primavera 2017. I tecnici del municipio si sono inoltre riuniti in una sorta di conferenza dei servizi interna per un'analisi globale su un intervento dal forte coinvolgimento urbano. Al termine del paziente vaglio, a fine aprile, il Comune ha consegnato agli interlocutori un dettagliato elenco di integrazioni da apportare al PAC, sia sull'edificio portante che sulle opere di urbanizzazione, senza contare che i progettisti dovranno mettersi al tavolo anche con Acega Sapiesse Anga e con Era Luce sul tema degli allacciamenti. Quanto ci metteranno gli studi professionali del Monfalconese Morena e dell'Udinese Novarin a pettinare il PAC in comune calcolano con un certo ottimismo un mesetto. Queste le ultime notizie, insomma, per quanto riguarda il comprensorio dell'ex fiera, secondo l'articolo di Massimo Greco oggi sul Piccolo. Ancora LGBTQ+ in piazza Trieste non ceda sui diritti civili, era la giornata contro l'omofobia. Sempre nelle pagine del Piccolo, il braccio robotico e raggi X, nuovo laboratorio al sincrotrone, inaugurato optimato dal centro di Basovizza, strumento di analisi con immagini d'alta qualità. Poi ancora la cronaca, scambia il rapinatore per un carpentiere, lui le strappa la catenina, è successo nel rione di San Giacomo nelle giornate scorse. Poi ancora Molotov contro il bar e rapina, 2 arrestati, uno è accusato anche di tentata estorsione, ne abbiamo parlato anche noi nella giornata di ieri, una brillante operazione dei carabinieri di via Ermet. Poi ancora cultura, sport e moda, riecco in piazza Unità le 1000 tinte blu di Mare Nord-Est, presentata l'edizione 2023, appuntamenti in serie organizzati all'interno di una tensostruttura, conferenze, laboratori e gare. Quindi questa è
iniziativa che ci sarà appunto dal 27 al 29 maggio. Al via le passeggiate tra natura e passato, l'iniziativa invece dell'Associazione Trieste Solidale ODV, e poi sintomi e terapie per la cura dei linfomi, sabato il congresso medico all'hotel NH. Ci spostiamo verso Muggia, avanzo da 5.200.000 euro nel bilancio di Muggia, l'assessore Mariucci, fondi da impiegare per nuove opere, spesa tenuta sotto controllo nonostante i rincari generali, quindi il rendiconto della gestione 2022. Mentre nella vicina Duino Auresina no all'etichettatura UE, un consumo enologico di qualità e senza abusi, la campagna del comune che è stato anche città del vino in qualche stagione passata, quindi è particolarmente sensibile a questi temi. C'è stata anche la ricorrenza, lo vediamo qui nella pagina delle segnalazioni, nel rispetto delle disposizioni testamentarie del benefattore barone Pasquale Revoltella. Ieri ricorrenza a San Pasquale Bailo nella chiesa di Villa Revoltella, è stata celebrata l'usuale messa, era presente anche il vescovo di Trieste Monsignor Enrico Trevisi, e per il comune il vice sindaco Serena Tonel. Ci dobbiamo fermare per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo con i nostri primi ospiti. Saranno, come vi dicevo, i consiglieri regionali Furio Onsel e Carlo Grilli. A fra pochissimo. Bentornati a Sveglia Trieste. Allora diamo subito il buongiorno ai nostri ospiti di questa mattina. Sono i consiglieri regionali Carlo Grilli della lista Fedriga, buongiorno. Buongiorno Laura, buongiorno a tutti i telespettatori. E Furio Onsel di Open Sinistra FVG, buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei, alle telespettatrici e telespettatori. Grazie di essere qui a entrambi. Allora, in questa giornata bella ventosa, come abbiamo visto, si parlerà di tanti argomenti, l'abbiamo visto nella lettura dei giornali, ci sarà tempo per affrontare anche magari i cambiamenti climatici, anche in relazione a quello che sta succedendo, alla tragedia vera e propria che sta succedendo in Emilia Romagna, con anche la nostra protezione civile è impegnata ad aiutare a portare il soccorso alle popolazioni alluvionate, ma partiamo dalla visita di ieri del commissario straordinario per l'immigrazione qui a Trieste, Valerio Valenti, in prefettura, per così, fare un po' il punto della situazione, fare un piano per l'accoglienza dei migranti. C'è stato questo vertice tra il commissario Valenti, i 4 prefetti della regione e il vertice della nostra regione. Fra l'altro approfitto per ricordare che dopo di voi sarà qui ospite in studio l'assessore regionale alla sicurezza e immigrazione Pierpaolo Roberti, quindi ci racconterà, perché era presente insomma all'incontro di ieri. Allora, avete un po' visto che cosa si sono detti, se sarà realizzato un hotspot, si favoriranno, così almeno nelle intenzioni, insomma questo è il punto che è stato fatto alla fine, i trasferimenti rapidi. È stato stilato, perlomeno si è iniziato a stilare un piano per ridurre il numero, no, di migranti che sono aumentati in maniera esponenziale nell'ultimo periodo. Nei primi 4 mesi dell'anno era un più 300% qui a Trieste, quindi vedo che Furio Onsel è intenzionato così a intervenire su questo tema. Poi chiediamo anche a Carlo Grilli, che fra l'altro fino a poco tempo fa era assessore ai servizi sociali del comune di Trieste, quindi si è occupato direttamente della questione. Onsel. Ma è chiaro che negli ultimi 5 anni con la giunta Fedriga la regione sul tema dell'immigrazione proprio non si è voluto occupare, dicendo che questo era un problema dello Stato, no? Del governo statale, e quindi diciamo queste sono le conseguenze. Molte delle scelte che sono state fatte sono state scelte veramente disumane, come non lo so, quella per esempio a Gorizia, a Gradisca, dove appunto le persone erano di proposito lasciate fuori, no? Quando ormai era stato saturato, sperando che questo diciamo fungesse da deterrente. E dunque
è opportuno che venga appunto fatto un piano, perché è chiaro che la rotta balcanica ha comunque un suo flusso abbastanza regolare e dunque diciamo è importante che queste persone vengano gestite diciamo, con dignità. C'è stato anche recentemente a Trieste, no? Proprio il Festival Sabiri, io ho anche partecipato diciamo, alla marcia che ha ripercorso, ce n'era stata una anche alcuni mesi fa, che ripercorre l'ultimo tratto, quello che arriva a San Dorigo della Valle, a Dolina, e lì è manifesto diciamo, qual è il problema. Cosa ha fatto l'assessore Roberti, che verrà da quello che comprendo poco dopo? Ha acquistato delle fototrappole, no? Che poi non è riuscito neanche ad impiegare, addirittura nella scorsa legislatura abbiamo dovuto fare, cioè hanno fatto, perché io ho votato contro, una legge per trasferirlo ai comuni, quindi insomma tutto il tema dell'accoglienza. Io ricordo proprio 5 anni fa che c'erano i prefetti che dicevano al presidente Federica: per favore non tolga i fondi per l'inclusione, non tolga i fondi per l'accoglienza, perché sennò noi tra l'altro perdiamo anche, diciamo, ci sfuggono dal radar quelli che sono i migranti. Dunque diciamo, è opportuno che venga fatto qualcosa, adesso vedremo che cosa verrà fatto. L'ultima cosa che voglio appunto dire è che è vergognoso, a mio avviso, è stata la proposta di legge della Lega fatta nella scorsa legislatura, dove hanno inasprito addirittura, no, le norme per i ricongiungimenti familiari, con la volontà appunto di questa diciamo, insistenza che io ho definito addirittura petulante del sindaco di Monfalcone, che era lì presente in audizione, che voleva a tutti i costi che venisse inasprita. Ma insomma noi non si possono pretendere, no, le braccia, la forza lavoro, la manodopera per i cantieri di Monfalcone, che poi è quello che porta all'aumento del PIL della nostra regione, e poi pretendere che non siano persone, che siano solo braccia, no? E quindi che i loro familiari stiano fuori. Non possano quindi è giusto che venga fatto qualche cosa, speriamo che venga fatto qualche cosa però. Ecco, speriamo che venga fatto qualche cosa, dice Furio Onsel. Carlo Grilli. Il tema è molto più complesso e non può essere ricondotto ad uno spot come ho appena sentito. Diciamo che se noi vogliamo parlare... Ho fatto un'analisi di quello che è successo negli ultimi 5 anni. Se lei davvero non può dire che è uno spot, perché sennò il suo è un gioco retorico che alla fine il suo è uno spot. Io non ho nemmeno parlato collega Onsel, e quindi io chiederei di potermi Prego, Carlo Grilli. Il tema è molto più complesso, e finalmente un autorevole persona dello Stato è venuta nel nostro territorio a verificare quali erano effettivamente le condizioni di vita di queste persone e che tipo di risposte potevamo dare, cosa che negli ultimi anni non era mai accaduto. Questo significa che il governo centrale non aveva colto la delicatezza e la profondità dei temi che questa regione aveva sempre esposto a livello nazionale. Perché? Perché di fatto noi siamo la Lampedusa del nord, e il terreno che ci contraddistingue, che è vicino alla Slovenia, e quindi è oggetto di arrivo di massa delle persone che poi non sempre vogliono restare qui. Il tema quindi dell'inserimento, dell'inclusione di queste persone all'interno del nostro territorio è un tema molto delicato, perché di fatto il Friuli Venezia Giulia non è oggetto di arrivo, ma è oggetto di pausa prima di prendere il via per altre strade. Quindi diventa effettivamente un luogo di sosta sul quale è difficile creare situazioni di inclusione. E noi abbiamo, come assessore alle politiche sociali del Comune, spesso richiesto il coinvolgimento del governo centrale, proprio perché per dare dignità alle persone che invece gradiscono restare nel nostro territorio, e i numeri sono importanti e fanno la differenza. Ecco, quindi io credo che se noi vogliamo dare un accoglimento decoroso, dignitoso e che sia all'altezza di un popolo come quello di Friuli Venezia Giulia, che è un popolo generoso, ma all'interno di regole che devono essere precise e che devono essere in qualche maniera indirizzate in un canale che va verso l'inclusione laddove questa sia possibile. Noi lo vediamo sia per gli adulti sia per i minori stranieri non accompagnati, che è anche un tema
che ci riguarda direttamente e che vede una buona parte di questi ragazzi non voler fermarsi nel nostro territorio, tanto è vero che i tempi di accoglienza dei nostri ragazzi variano dalle 2 settimane al mese e dopo generalmente escono dalle comunità e vanno in altri posti. Quelli che restano, io devo dire la verità, non hanno creato grossissimi problemi. Abbiamo riscontrato che invece c'è da verificare il tema della gestione delle comunità. Non demonizzo questo, ma la gestione cosa significa? Che il Comune di Trieste accoglie ragazzini che arrivano da altre parti del mondo, ma le comunità accolgono anche ragazzini che vengono accolti da altri comuni. Quindi non sempre i minori stranieri non accompagnati che noi abbiamo sul nostro territorio sono in capo al Comune di Trieste. Questo significa che dovremmo avere una regia ben più diciamo, stringente su quelli che sono i settori di accoglienza, proprio per garantire nei numeri quella che può essere un'inclusione facilitata di queste persone che generalmente, se vogliono restare qui, vogliono restare generalmente per lavorare. Poi è chiaro che nella legge dei grandi numeri c'è sempre qualcuno che fa la differenza e queste persone devono essere assolutamente bloccate, prese o rimpatriate o comunque assicurate che in qualche maniera non commettano più delitti, ma la vera sfida è quella della gestione dei numeri. E i trasferimenti sono una delle chiavi che noi abbiamo sempre chiesto, proprio perché Trieste alla fine della fiera è il luogo di arrivo, ma non sempre come dire, di sosta. È un tema che va affrontato quindi in maniera un po' più profonda. Ecco, quindi il tema dell'hotspot, come si dice adesso, insomma, di un grande punto di raccolta, di smistamento, non saprei dire... Ma secondo me, se è gestito in maniera decorosa, può essere una soluzione, proprio perché diventa complicata la gestione di un possibile inserimento laddove le persone di fatto non vogliono restare. Quindi è giusto investire sulle persone che decidono poi di continuare il loro percorso di vita sul nostro territorio, ed è giusto invece anche, e credo anche doveroso, dare un luogo di sosta a queste persone che invece vogliono proseguire il loro cammino per altri lidi, insomma. Per altre regioni o comunque differente, stati, no? certo. Se di complessità che bisogna parlare, tra l'altro le dico che io non mi permetterei mai di dire al mio interlocutore che ha fatto uno spot. Rispetterei sempre la sua opinione, soprattutto quando poi lo spot non è. Questo, diciamo così, per creare il contesto. Va detto che la Regione non ha fatto nulla e anzi proprio ha tolto tutti i fondi. E questo è un po' la conseguenza. La situazione è oggettivamente complessa. Addirittura la Regione, diciamo, ha favorito, no, quelli che erano i respingimenti, che tra l'altro è proibito, anche poi c'è stata anche una sentenza in tribunale, no, che ha appunto fatto ritornare sui loro passi. Quindi i respingimenti di nuovo, no, sono fuori legge proprio perché queste persone fanno richiesta di asilo e la nostra Costituzione prevede che se fanno richiesta d'asilo e dichiarazione di indigenza debbano essere ospitate, cosa che invece purtroppo non è successo. E l'altro, insomma, sono state altre dinamiche, molte delle persone che qui appunto vengono alle volte vogliono proseguire il loro percorso. No? Questo è un dato di fatto. E questo diciamo però è una problematica molto, molto complessa, proprio perché non è che uno possa qui tenere delle persone per poi farle andare no, senza che facciano richiesta di asilo per poi farle andare in Germania o farle andare in Gran Bretagna o mandarle avanti. Quindi insomma non è così semplice. Certamente le norme che anche sono state fatte qui in questa regione di chiusura, come per esempio, non lo so, tanti servizi e concederli solo, poi anche questo, diciamo, è stato il Tribunale, diciamo, ha dato sentenze negative, il fatto
che ci volessero almeno 5 anni di residenza per poter accedere a certi servizi, certo non favorisce, diciamo, l'inclusione in questa regione. Questa regione si è posta, no, con una sorta di barriera a quella che era l'inclusione, e dunque spero bene che vengano fatte delle considerazioni, anche perché se no abbiamo quella situazione tipo di Monfalcone, no, dove c'è una oggettiva difficoltà, no, nella gestione, un'oggettiva e anche mancanza di servizi e di squilibrio su quelle che possono essere le prospettive. Peraltro, ripeto, i lavoratori di Monfalcone sono i lavoratori che fanno la ricchezza di questa regione, perché tutte le volte che viene consegnata una nave a Monfalcone qui sale il PIL, e se noi non avessimo quei lavoratori, no, che molti di questi sono in subappalto, saremmo una regione molto ma molto più povera. E questa cosa, diciamo, che venga in qualche misura non riconosciuta, ma addirittura vengano inasprite le norme per, diciamo, rendere difficile la vita a queste persone, io trovo che prima o poi dovrà essere sbloccato. Teniamo presente, l'ultima cosa che voglio dire, che proprio Roberti ha tolto tutte le risorse che erano invece date dalla precedente amministrazione regionale a favore dell'inclusione e a favore, diciamo, proprio dell'accoglienza. Quindi glielo chiederemo dopo. Ecco. Comunque, appunto, diceva giustamente, il caso di Monfalcone è particolare, no? Quell'immigrazione non ha quasi nulla a che fare con l'immigrazione sulla rotta balcanica. Beh, no, ma molti, ma alcuni lavoratori lavorano lì, certamente. Presenza di persone che lavorano il tema è marginale sul discorso, no, della rotta balcanica. Io non ho i dati per poter contrastare, però credo siano veramente marginali. Lì c'è una forza lavoro che viene generalmente da altri paesi e di persone che hanno deciso di insediarsi nel territorio di Monfalcone proprio perché ci sono possibilità di lavoro. Io credo che questo non sia l'elemento della rotta balcanica che fa arrivare le persone qui da noi. Credo che siano due temi diversi che non vanno confusi e che vanno affrontati in maniera differente, perché le persone che decidono di restare qui generalmente, io vedo a Monfalcone, vedo molte famiglie. Sulla rotta balcanica, certo, io non vedo grandissimi numeri di famiglie. Le posso assicurare che nella gestione delle situazioni complicate, dove io personalmente avevo dato una sorta di ordine di servizio nella gestione di persone che non venivano accolte dai sistemi, diciamo, strutturati, ma dove c'erano famiglie, io dicevo sempre, dove ci sono mamme con bambini, assolutamente prenderli in carico. Non che una persona di 40 o 50 anni non abbia freddo, cioè, questo vale per tutti. Certamente su posizioni delicate vanno prese ancora più attenzione, ma non credo che possiamo assimilare la forza lavoro di Monfalcone con la rotta balcanica, che generalmente è formata da giovani uomini che tentano la fortuna in altri paesi, ma che di fatto non vedono sempre la nostra regione come punto di arrivo, ma come proprio punto di sosta e poi di ripartenza. Sono due fenomeni dal mio punto di vista diversi che vanno affrontati in maniera differente. Allora, ci chiedono i nostri telespettatori pareri su altri argomenti. C'è il signor Nevio che ci scrive: buongiorno, sveglia Trieste, per evitare la catastrofe che fa l'acqua dei fiumi, abbiamo visto le prime pagine dei giornali oggi davvero terribili, per quanto riguarda l'Emilia Romagna, non solo. Dunque, per evitare la catastrofe che fa l'acqua dei fiumi, vengono puliti i fiumi, le foci, questa è la domanda di Nevio, no? Poi inoltre lungo le banchine si puliscono i fondali, nelle città si puliscono le caditoie, questa è la preoccupazione, viste le notizie davvero tremende che ci arrivano dal centro-nord Italia, insomma qui vicino a noi tutto sommato, no? Ma il tema appunto è quello della manutenzione delle strutture idrauliche, il completamento delle strutture idrauliche. Certamente le caditoie vengono pulite nelle città, ci mancherebbe altro, perché sennò appunto anche piogge normali creerebbero enormi disagi. Però è anche vero che se andiamo a vedere sul bilancio dello Stato quanti sono state le risorse date per la manutenzione
degli impianti, ecco, non quelli cittadini dove per fortuna insomma, i sindaci e gli assessori monitorano, diciamo, questi aspetti, ma per quanto riguarda i grandi sistemi si vede che le risorse che sono state date per gestire il rischio idrico sono decisamente minime. Faccio un esempio, il lago di Barcis, no? Il problema della ghiaia è quasi pieno. No? È ridotta la sua capacità, credo, al 50%, ed è chiaro che quando poi si parla, no, adesso della siccità, di creare degli invasi per raccogliere l'acqua in montagna, sarebbe bastato appunto negli ultimi 50 anni sghiaiare invece di fare, come è stato fatto anche proprio nell'ultima, e non è uno spot ma è una storia, no? Negli ultimi 5 anni di dare ulteriori concessioni per fare cave di ghiaia in pianura, no? Pordenonese, bastava mandare appunto i camion su a Barcis, sghiaiarlo e quindi gestire quello che era la capacità dell'invaso. Lo stesso vale su tutti i fiumi, no? Dove noi vediamo che sono pieni di detriti, e credo appunto purtroppo tragicamente queste notizie che vengono dalla Romagna, credo che anche in Romagna, se uno va a vedere quanti sono stati gli investimenti effettivi per quel che riguarda la manutenzione del sistema idrico, sarà stato, diciamo, pochissimo, perché in realtà i costi anche dei lavori pubblici sono sempre cresciuti, e dunque è chiaro che se le risorse non aumentano, no? Se uno appunto decide di investire in altre cose, poi alla fine riesce a fare meno di quello che poteva fare un tempo. Quindi è chiaro che l'Italia è in emergenza, no? E questi segnali, no? Questa cosiddetta tropicalizzazione, no? Sì, perché appunto è legata all'aumento della temperatura, no? All'aumento climatico. Però dico che nella scorsa, diciamo, legislatura c'erano dei negazionisti, addirittura in consiglio regionale, che dicevano no, non è vero, l'aumento della temperatura insomma, non c'entra con le attività umane, e poi comunque invece abbiamo teorie che vanno per la maggiore in certi ambienti. Noi quest'anno, il prossimo, supereremo la soglia dell'1,5 di Parigi, no? Quindi ci saranno conseguenze catastrofiche, purtroppo, a non trattare male il nostro pianeta. Carlo Grilli. Intanto un sentimento di vicinanza alle popolazioni della Romagna, che tra l'altro ricordo che è anche la mia terra, per cui io arrivo da Rimini, per cui sento ho notizie, diciamo, in tempo reale purtroppo di quello che sta avvenendo, e su questo l'Italia è in un ritardo pazzesco su tutto quelli che sono i sistemi di prevenzione. Diciamo che noi a Trieste abbiamo una conformità, no, geografica e anche di sottosuolo che ci consente di stare sufficientemente tranquilli, ma noi, al di là delle caditoie che comunque vengono pulite, ma non è questo sicuramente il tema, noi oltretutto siamo su palafitte per una gran parte del borgo teresiano, non dimentichiamo che noi siamo, tutto il borgo teresiano è sul livello del mare, perché abbiamo le palafitte che sono state costruite in tempo di Maria Teresa d'Austria, quindi il collegamento con l'acqua è un collegamento molto, molto stretto della nostra città. È chiaro che sui sistemi di prevenzione e sul cambiamento climatico siamo in una sorta di emergenza totale, dove non soltanto la Regione ma anche il governo centrale dovrà assolutamente prendersi carico. Certo, come sempre la prevenzione è fondamentale, in questo caso nessuno è riuscito a farla, e quindi dobbiamo in qualche maniera trovare rimedio per quelle che sono situazioni complesse. Certamente penso al Friuli, dove abbiamo situazioni di fiumi molto più presenti che da noi, il tema sicuramente deve essere affrontato in maniera veloce, oltretutto. Immagino che ve ne occuperete. C'è stato diciamo, l'alluvione, no? Cos'era, meno di 20 anni fa, in Carnia, no? Dove appunto c'è stata l'erosione di strade, il crollo di case, no?
E purtroppo la gestione dei fiumi, dell'alveo dei fiumi, della raccolta dei detriti, del legno, dei legnami, della crescita, perché appunto poi il contrasto con la siccità e con l'abbassamento dei livelli, no, delle falde crea tutta una sorta di squilibrio, quindi la cosa drammatica è che queste inondazioni avvengono nello stesso, praticamente a pochissima distanza da situazioni di emergenza idrica e di siccità spaventose, quindi apparentemente la manutenzione va fatta con una strategia pluriennale. Se uno, diciamo, si occupa solo di gestire l'emergenza, no? Anche adesso il governo, no? Dice, faranno il Consiglio dei Ministri, daranno dei soldi, ma il problema è un po' come la storia della pandemia, cioè, noi non avevamo un piano pandemico, quindi abbiamo dovuto appena inventarlo. No, perché non veniva aggiornato quello che c'era prima. Anche qui bisogna, quando c'è questo grado di antropizzazione, diciamo forse una pandemia era meno attesa, il cambiamento climatico, insomma, e sono anni che ne parliamo, quindi possiamo prepararci un po' di più, che non ci credono. È vero, e anche questo è vero. C'è Sonia che ci scrive: non è vero che le caditoie vengono pulite, forse in qualche zona della città, ma a San Giacomo tantissime caditoie sono bloccate, dice Sonia. Risulta, insomma, bene, chiameremo il nuovo assessore, Babuder, e quindi lo solleciteremo a fare un controllo. Un controllo delle caditoie. Allora, dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria. Prima però volevo leggervi la mail di Claudio Visintin, che ci scrive in merito, vuole fare una domanda a entrambi, risponderete subito dopo la pubblicità. Allora dice: sentiamo spesso parlare dei problemi della sanità pubblica che derivano da anni di scelte politiche. È auspicabile che al di là degli annunci ci sia la reale volontà di migliorare il sistema sanitario pubblico, scrive Claudio, al fine di dare risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini e i giusti riconoscimenti professionali ed economici agli operatori del servizio sanitario regionale. Sempre davvero sul pezzo il signor Claudio, mi sembra una riflessione molto attenta sul settore sanità, che è stato anche, insomma, al centro di gran parte della campagna elettorale, comunque al centro dell'interesse poi dei lavori, no? Proprio del Consiglio regionale. Allora ci fermiamo per una brevissima pausa, ci rivediamo subito dopo, fra pochissimo. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, siamo sempre in compagnia dei due consiglieri regionali, neoconsigliere regionale Carlo Grilli, no? Poi le chiederò anche come si sta trovando, insomma, in queste prime sedute del Consiglio regionale, riconfermato invece Furio Onsel. Allora, abbiamo anche una telefonata, però poi vi farò rispondere alla riflessione di Claudio Visintin. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno a lei, Adriana. Ho la mattinata fortunata io. Bene, ci fa piacere. Buongiorno. Meno male che ho visto che abbiamo il nostro Carlo Grilli. Buongiorno Adriana. Il numero di via Mazzini 25. Che c'è una domanda da fare. Se lui per caso lo sa, visto che ce l'avete in studio. Il numero della sede dei servizi sociali? Sì, via Mazzini 25. Sì, voleva sapere il numero per contattare, appunto. Chiarissimo, ha una domanda da fare proprio agli uffici. Sì, mi è stato detto sarebbero stati buoni, se ci sono ancora o meno. I buoni? Se lui lo sa, visto che non lavora più su. Va bene, adesso cercherà di risponderle, allora, in qualità di ex assessore esatto. In regione. Grazie intanto. Carlo, buongiorno. Buongiorno Adriana, Grazie, buongiorno. Aspetta che sto cercando. Siamo qua come piccolo Cristo in croce. Allora, adesso io do il numero. Sì. Allora, aspetta che lo trovo, ecco, ma adesso lo troviamo in diretta. Eccolo qua. In diretta, esatto. Allora, il numero è lo 040 971 4545. 971
4545, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17, risponde sempre qualcuno. Dalle 9 alle 5 alle 17. I buoni spesa non ci sono. Non ci sono? Non ci sono, perché quelli erano stati dei finanziamenti che erano arrivati dal governo centrale di Roma in occasione della pandemia, ed erano dei finanziamenti legati soprattutto a persone che si trovavano momentaneamente in difficoltà. Però laddove lei avesse, diciamo, delle difficoltà, chiami pure questo numero, ci sarà un centralino che risponde sempre e le faranno avere un appuntamento con l'assistente sociale. L'ISEE c'è 5.000 e qualcosa l'anno. Non ho capito. Non abbiamo capito, ma Adriano. in ogni caso l'ISEE è di 7.000 euro per accedere ai servizi. Quindi la per signora cui, rientra. ecco, sì. allora rientra benissimo. Non la sentiamo benissimo, Adriano. 2 anni fa avevo già quei buoni io. Sì, li avevamo dati per un anno, 2 anni. Dopo, grazie al cielo, la pandemia è terminata e quindi... Per fortuna, però l'unico posto che non posso ancora andare, perché il comune non ha dato ancora a disposizione, siamo qua all'ITIS. Non posso ancora entrare. ho capito, sì, ricordo perché la signora Adriana abita nelle vicinanze dell'ITIS e era solita andare così a sì. Alcune persone. Ancora non si può, allora diciamo... ci dispiace. Sono attaccata. La sentiamo davvero malissimo, ci dispiace. Noi abbiamo comunque... il numero della signora? Sì, ce l'abbiamo. Così allora, si diciamo metterà che in contatto tutti i progetti comunque di socialità che il Comune aveva messo in campo da sempre e che aveva fermato durante il periodo della pandemia sono ripresi. Sono ripresi in maniera anche molto, molto potente, nel senso che siamo riusciti a garantire un sollievo a circa 3.000 persone, questo durante il periodo natalizio, e poi comunque il progetto socialità va avanti, quindi i centri diurni e quant'altro sono aperti, sono in funzione e vanno ancora come dire, attenzionati. Nel momento in cui ho il suo numero di telefono la metterò in contatto con chi in qualche maniera organizza questi momenti di relazione per farla partecipare, perché continuano a esserci, insomma. Sì, ci sono, quindi e tra l'altro quello che a me piace molto è che a questi incontri non vanno soltanto le persone che hanno difficoltà finanziarie, ma vanno anche persone che hanno una buona capacità finanziaria, ma fondamentalmente sono sole. E quindi non sempre con i soldi riesce a comprarti la compagnia, e questi momenti di relazione invece sono molto, molto graditi, sono praticamente, vengono organizzati su tutto il territorio cittadino, e quindi avremo modo di capire dove poter magari inserire la signora Adriana per un momento di relax. Di relax e di che è la migliore medicina, visto che parliamo di sanità. Assolutamente. No, d'accordo su questo, ma questo è un punto molto importante che ha sollevato anche l'ex assessore consigliere. Infatti nella scorsa legislatura abbiamo approvato una legge per il contrasto alla solitudine. Devo rivendicare che era partita da una mia iniziativa, poi raccolta diciamo dall'assessore Riccardi, perché soprattutto dopo, anche diciamo durante la pandemia, la cosa si è diciamo ulteriormente manifestata nelle città, no? Dove appunto c'è una densità abitativa molto alta. In realtà il tema della solitudine è molto, molto grave. È chiaro che non è solo limitato agli anziani. Sappiamo che anche tra i ragazzi, tra i giovani, no? C'è questo problema, ci sono giovani che soprattutto anche dopo, se uno chiede, no, agli insegnanti nelle scuole, anche dopo la pandemia, ci sono ragazzi che hanno addirittura
la fobia, no? Hanno sviluppato fobie nei confronti della scuola, della socialità, della difficoltà, ragazzi diciamo peraltro scelgono magari di restare chiusi in casa, e se guardiamo appunto a quello che succede nel resto del mondo, no? Tipicamente il Giappone, no? Che è stato quello dove addirittura hanno introdotto la parola, no? Che indica questo fenomeno, no? Di fobia alla socialità, e bisogna anche contrastare la sedentarietà, no? E poi appunto la difficoltà della socialità. Ma io quando ero sindaco a Udine avevo appunto nei centri civici delle varie circoscrizioni, avevo dei vari programmi anche soprattutto ovviamente rivolti agli anziani per promuovere l'invecchiamento attivo. C'è infatti anche la legge qui in regione, insomma, che è stata ulteriormente finanziata, ma anche per il contrasto, no? A quello che può essere il declino cognitivo, no? Molto spesso appunto una certa entrare in una routine ripetitiva fa anche indebolire quella che è l'effettiva partecipazione. Quindi giustamente l'appello alla socialità del consigliere Grilli a Trieste direi che insomma andrebbe credo che su questi temi non ci debbano, e infatti registro che non ci sono divisioni. Ecco, ci sono dei temi che a me piace evidenziare dove i punti di incontro sono molti, no? E questo è uno dei temi, e il collega Onsel ha giustamente evidenziato il tema del problema cognitivo. Cioè noi abbiamo registrato proprio durante la pandemia un declino molto importante, purtroppo non soltanto nelle persone anziane che erano già in difficoltà neurologica, ma anche e soprattutto nei ragazzi giovani. E mentre sugli anziani questa città è molto strutturata, sui giovani sicuramente abbiamo da migliorare e di molto, perché sto assistendo, parlando poi attraverso il Burlo, sto assistendo a ricoveri per problemi di bulimia, problemi di anoressia in ragazzi molto giovani, problemi di alcol in ragazzi molto giovani. Tengo a evidenziare però una cosa: noi abbiamo una società giovanile che è sana e che è assolutamente all'altezza delle sfide che purtroppo noi adulti gli abbiamo consegnato. Però c'è una parte di fragilità molto importante che va assolutamente intercettata, proprio perché gli strumenti che noi abbiamo sono ancora pochi, e quindi il raccogliere questo grido d'aiuto da parte dei giovani e da parte delle famiglie credo sia strategico, perché effettivamente può provocare problemi non da poco, e quindi vanno assolutamente intercettati. Su questo faremo leva con il collega. Potrete lavorare insieme, insomma, assolutamente sì, senza dubbio. Uno dei punti in programma, insomma, per le prossime sedute del Consiglio i giovani sono il nostro futuro, cioè dobbiamo farli ritornare a scuola, dobbiamo farli ritornare a divertire in maniera sana. No? E soprattutto io dico l'abuso di alcol e l'abuso di droga in età molto giovane, parliamo di 12-13 anni, preoccupa, perché di fatto crea poi dei danni neurologici, perché il fisico di un ragazzino di 12-13 anni non ha la possibilità di assorbire queste sostanze, e quindi provoca dei grossissimi danni. Li provoca comunque. Ma in un ragazzino così giovane provoca danni irreversibili. Ancora peggio, sicuramente. Allora, c'è una telefonata. Pronto? Buongiorno. Chi è in linea con noi? Buongiorno. 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 Graziella. Graziella? Sì. Buongiorno. L'ho telefonato poco tempo fa, ma non funzionava la trasmissione. Ah, ok. Volevo fare delle domande all'assessor Grilli. Prego. Buongiorno signora. Ecco. Riguardo delle bollette della luce. Bollette della luce. L'ultima mi è venuta 126. Grazie a Dio che il comune me l'ha pagata tutta, perché con la pensione di 700 euro di invalidità totale, che un anno e mezzo fa che stavo parata del tumor, ecco. E quindi non ce la fa a pagare le bollette, ha chiesto aiuto al comune, è questo che ci sta dicendo? Sì, mi ha aiutato il comune, la penultima era 899 euro, anche quella mi l'ha pagata, sono già 2 anni
che il mio contatore della luce sta sbadando, mi fa le lettere invece non fa i numeri. Capisci? Mi fa l'uguale, mi fa una T, mi fa una P, mi fa una S. Mi ha dimostrato l'assistente, mi è anche venuto il signore della cena. Ma è tutto giusto, ma non sto nato, non è tutto giusto, è tutto sbagliato. Io ho sposato tutti i numeri, tutti i contatori della luce, perché devo stare a tutto, e quello sta aperto soltanto quello del scaldapano per dare il contatore che gira. C'è tutto sbagliato. Volevo sapere cosa devo fare, questo povero comune ne pago le bollette astronomiche, vivo una... allora, bollette astronomiche, di 3.000 euro e quello di pensione, capisci? Io supero 7.480 euro, anche se mi danno una aggiuntiva il governo di pensione di RCD, anche quella è il minimo. Capito, signora Graziella, intanto ci dispiace insomma di questa situazione. Intanto un abbraccio alla signora Graziella e un plauso al comune che l'aiuta nelle bollette. Certamente sarà da far intervenire i tecnici del gruppo ERA per verificare la congruità di queste bollette, perché se la signora Sole paga 800 euro di luce, sì, no, o abbiamo forni, lavatrici che continuano ad andare avanti, oppure c'è qualcosa che non funziona. C'è anche stato un grandissimo aumento, ecco, no? C'è stato anche un grande aumento, infatti noi abbiamo... questo è innegabile, diciamo, purtroppo, quindi una parte di questo aumento è probabilmente dovuto a questo. Allora, i protocolli che noi abbiamo attivato nei confronti delle società che forniscono energia stanno funzionando molto bene, perché l'obiettivo è quello di non far staccare la luce alle persone. Questo è l'obiettivo. Dopodiché è anche vero che se il comune riesce a finanziare e quindi ad aiutare queste persone, è giusto che le aiuti in maniera corretta, laddove magari il contatore, certo. Io credo che di solito i contatori funzionano abbastanza bene, perché sono nuove tecnologie. Comunque credo che sotto un certo livello non si possa staccare proprio se è una casa di abitazione. Proprio, sì, è chiaro che uno poi non ci può accendere il forno, però guarda, l'acqua non la possono togliere, no? La possono diminuire, ma non togliere. Sì, ma credo anche l'energia elettrica non si possa togliere del tutto. Però qui sulla signora bisognerebbe capire di quanto è stato l'aumento, esatto, se c'è stato un aumento. Ma io sono certo che se telefona ai tecnici sì, ma è comunque che richiami quel numero, magari si faccia aiutare dagli assistenti sociali, o magari se all'interno del quartiere dove abita la signora c'è un presidio di habitat microaree, potrebbe essere anche l'occasione per andare a parlare con gli operatori e farsi dare una mano. Anche in questi luoghi si può trovare un aiuto. No, certo, allora, questi sono luoghi dove ATER, Comune e Asugi sono insieme, quindi è chiaro che poi il collegamento specialmente se la signora ha l'allacciamento, diciamo, della corrente, delle utenze con il gruppo ERA, certamente c'è una facilità maggiore nell'intercettare quelli che possono essere dei problemi. Sì, prego. No, poi ci sono appunto talmente tanti intermediari che possono intervenire, che io non so questa signora che tipo di contratti magari ha fatto, magari anche attraverso il telefono, che poi possono aver diciamo, alterato quello che è il normale flusso, però certamente insomma, anche lì se uno si rivolge all'assistente sociale trova l'assistenza. Qui bisognerebbe capire se è una casa ATER, io non ho capito se è una casa. Se è una casa di proprietà, qual è la superficie, insomma, c'è tutta una serie di problemi. Magari puoi ridare il numero fisso che abbiamo dato prima, magari se chiediamo se lo mettono in sovraimpressione, che può essere utile. Di Via Mazzini. Esatto, quello è il numero a cui si può chiamare per chiedere tutte queste informazioni. Di ridarlo. Allora, intanto vi rileggo brevemente la mail di prima del signor Claudio, che ci scriveva appunto in merito alla sanità, e in qualche modo le esperienze delle microaree rientrano anche in questo territorio. Dice Claudio: è auspicabile che al di là degli annunci ci sia la reale volontà di migliorare il sistema sanitario pubblico al fine di dare risposte adeguate ai bisogni di salute dei cittadini e i giusti
riconoscimenti professionali e economici agli operatori del servizio sanitario regionale. Sono temi centrali. Sì, no? il tema della sanità è il tema fondamentale, almeno da 10 anni, insomma è da sempre un tema fondamentale, e da almeno 10 anni è chiaramente decisamente in crisi. Questa situazione si è aggravata ovviamente con la pandemia, ma poi non era certamente una situazione serena nemmeno prima, quindi è indubbio che anche adesso dovrà essere fatto, purtroppo dalla nostra angolazione del Consiglio regionale, pur noi mettendo oltre il 50% abbondantemente delle risorse effettivamente disponibili sulla sanità, poi finiscono nel calderone delle aziende sanitarie, e lì le perdi di vista. E lì non si riesce, in qualche modo, cioè noi deleghiamo ai 4 dirigenti delle 3 aziende più l'azienda zero, questa gestione, e lì non si riesce più, anche nell'ultima variazione di bilancio, che era piuttosto cospicua, ma anche nell'ultima legge di bilancio abbiamo cercato, anche come opposizione, di individuare determinati temi, però poi alla fine questi soldi finiscono all'azienda e le usa l'azienda, e questo forse è il modello anche aziendale che va superato, perché il modello aziendale che è nato appunto più di adesso non mi ricordo quanti, ma senz'altro 20 anni fa, è chiaro che pone l'obiettivo del pareggio di bilancio come l'obiettivo che devono raggiungere i dirigenti, sui quali anche vengono premiati. Per cui abbiamo il paradosso del dirigente di Pordenone che raggiunse il suo obiettivo perché aveva fatto 8 milioni di utili sull'azienda di Pordenone. Allora è questo modello aziendale che non è più adatto alla nostra, nemmeno gestione, al nostro controllo. Quindi giustamente il nostro ascoltatore dice: ma faremo qualche cosa? Certo, ma dal nostro punto di vista bisogna scardinare l'intero sistema, e anche da un certo punto di vista il dialogo e il rapporto con i medici di medicina generale, che di nuovo sono persone che lavorano, validissime. Chi è un sindaco sa bene che la maggior parte, o chi è stato, la maggior parte delle richieste di intitolazione di strade vengono da comitati di cittadini che vogliono dare per ricordare la memoria del loro medico di base, quindi una categoria fondamentale. Però appunto anche questi sono liberi professionisti, con una difficoltà di reperimento anche recentemente sul territorio, con dei servizi che in qualche modo gestiscono in autonomia, e quindi la sanità, il controllo politico della sanità certamente ce l'ha l'assessore Riccardi, il quale è ben noto che, anche se dice ma la politica non c'entra con la gestione, tutti sappiamo che di sicuro questo è, non sappiamo appunto che cosa faccia durante il giorno. Certamente il nostro controllo sia sul sistema dei liberi professionisti che sono i medici di base, che quello che fanno poi i dirigenti delle aziende è bassissimo, e dunque proprio per questo non riusciamo, anche con le nostre competenze, a dosare se andiamo a vedere, ci sono chiaramente dei sistemi. La scuola Sant'Anna di Pisa fa un'analisi comparativa di quelli che sono i sistemi sanitari di quasi tutte le regioni del nord, e lì ci sono degli indicatori nei quali la nostra regione su certi è positiva e su altri è molto negativa. Su questo uno può chiedere di compensare, però alla fine è in capo al dirigente dell'azienda, e quindi andrebbe scardinato il sistema per dare una vera risposta. Bisognerebbe capovolgere tutto. Sarebbe Questa è la mia opinione. Non è la prima volta che parliamo proprio di questo, di questa revisione della struttura stessa, della gestione della sanità. Io sono assolutamente convinto che chi ha la possibilità di andare sui media, specialmente poi nell'ultima campagna elettorale a cui abbiamo assistito, abbia una grandissima responsabilità.
E non è questo il caso, ma ho sentito diversi esponenti di varie correnti politiche denigrare in maniera molto pesante la sanità, dicendo che va tutto male, è tutto un disastro. Sicuramente va migliorato, va ripreso il contatto con gli operatori, che in questo momento sicuramente sono in un momento di crisi profonda, ma non dobbiamo allertare la cittadinanza nel declinare una sanità che non funziona per niente, perché questo va a incidere su persone fragili che poi in qualche maniera sono anche quasi inibite, no? al richiedere prestazioni, al pronto soccorso e quant'altro. Sicuramente va migliorata, va ricucito quello che è il distacco che evidentemente si è formato tra gli operatori, soprattutto operatori in prima linea, che si vedono in qualche maniera superare da professionisti che arrivano a gettone e che magari acquisiscono più compensi rispetto a loro che sono là da tempo. No? Io non demonizzo il privato convenzionato, perché di fatto è sanità pubblica. Va sicuramente monitorato quella che è la prestazione, la qualità delle prestazioni del servizio che il privato accreditato svolge nei confronti della cittadinanza. Sicuramente c'è da ricucire un qualcosa che un po' si è strappato. Ecco, io credo che la professionalità che l'assessore Riccardi ha acquisito in questi anni e che non si può dire che non abbia lavorato in maniera assidua, perché io ho lavorato al fianco suo da assessore alle politiche sociali, per cui so l'impegno che c'è, so quanta energia ci si mette. Bene che il finanziamento della regione sia cospicuo, ma sicuramente deve essere ricucito un rapporto e soprattutto con il basso. E su questo insomma, no? Che ci si deve però io concentrare. su questo devo contraddire. Un minimo di sale ci vuole. Nel senso che a mio avviso il privato convenzionato, che pur c'è in certi settori, però comunque non può essere equiparato al pubblico. Cioè questo perché è chiaro che l'obiettivo del privato è l'utile. Su questo non c'è dubbio. Che vengano effettuate delle analisi che siano congrue con quella che è la richiesta di prestazione, allora, certamente l'utile ci sarà, ma il servizio e la risposta deve essere garantita. Questo però, per esempio, tipicamente con queste situazioni cooperative, no? Dove sono stati dati pronti soccorsi anche del Pordenonese, no? a strutture che hanno pochi soci e tantissimi dipendenti e non si capisce bene come possano funzionare e in particolare anche il tema appunto dei gettonisti, gettonisti che, come abbiamo visto, poi non avevano neanche la capacità di poter accedere ai sistemi INAIL per denunciare gli incidenti sul lavoro, e quindi addirittura appunto la catena non funzionava perché erano talmente in qualche modo improvvisato e precario il loro ruolo all'interno che nemmeno avevano la possibilità di fare le denunce all'INAIL di determinate situazioni. Questo sta ad indicare che certamente non sono soluzioni. Queste non sono soluzioni, cioè la soluzione non può essere quella di cercare di ridurre i costi esternalizzando. Perché questa cosa alla fine, e questa sta avvenendo in sanità adesso, ma è avvenuta in tutti i settori, è avvenuta anche nei comuni. Un tempo avevamo le manutenzioni, no? Che le gestivamo in proprio e le potevamo, se uno diceva, sapete, cioè, si è formato quella buca, andavamo a intervenire. Adesso è tutto esternalizzato, no? E l'esternalizzazione poi alla fine, però mi lasci dire questo, penalizza gli stessi lavoratori. Perché con il gioco, no, anche dei ribassi, insomma la cosa della come si chiama? L'Europromos, no, è l'esempio. Poi alla fine per vincere l'appalto cosa fanno? Cercano di scaricare riducendo il numero di ore, riducendo la tariffa oraria, quindi la logica, no, non è il caso dei gettonisti perché sennò non li troverebbero, no? Però il discorso dell'esternalizzazione è di nuovo perdente, no? È una logica che
che forse andava bene negli anni 90, oggigiorno non funziona più. Ma io su questo allora, diciamo che l'esternalizzazione si svolge su vari temi, e io posso dire che sul discorso dell'attenzione alla fragilità il terzo settore ha avuto un'evoluzione molto importante, anche professionale, per cui io non mi sento di demonizzare questo. Quello che forse c'è da migliorare, anzi sicuro c'è da migliorare, e su questo siamo un po' carenti tutti, è la forma di controllo che va esercitata in maniera molto pressante. La forma di controllo che non deve essere un controllo che va a cercare il pelo nell'uovo, ma ci deve essere una stretta alleanza su quelle che sono la richiesta di prestazione e il monitoraggio che questa prestazione venga effettivamente effettuata. C'è una carenza di personale, questo va ribadito. Io non so se all'interno della nostra regione, essendo stato speciale, ci possano essere dei correttivi a tutti, diciamo, le forme di stipendio che i nostri dipendenti sanitari recepiscono, però i contratti che sono a livello nazionale può essere che la regione abbia la capacità sui quali abbia la capacità di intervenire, perché il tema è quello lì. Oggi dobbiamo ritornare ad avere una sanità pubblica che sia attraente nei confronti dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, perché la professionalità che oggi esprimono è alta. E quindi ci deve essere la volontà e l'obiettivo di entrare in una sanità pubblica, no, che gli consenta però anche di avere uno stipendio adeguato. No? Quindi è tutto, io credo che su questo, ecco, questo è anche un tema sul quale forse le barricate servono poco, ma invece una forma di collaborazione stretta, perché poi alla fine, io dico sempre, noi siamo un po' strumenti. Non siamo noi l'obiettivo. L'obiettivo in questo caso non sono neanche gli operatori sanitari, ma sono le persone che vanno a richiedere una prestazione, in questo caso sanitaria. Se l'operatore è messo in condizioni di poter lavorare in maniera decorosa, come spesso in questo momento non accade, e che ha un compenso adeguato, come spesso in questo momento non accade, certamente la sanità pubblica potrà risolvere. In questo momento abbiamo dovuto mettere dei correttivi che sicuramente condivido con lei, non sono la soluzione e non potranno mai essere la soluzione, però oggi abbiamo un sistema talmente in evoluzione che ha bisogno di talmente, come dire, situazioni complesse che vanno in qualche maniera esercitate. Sì, però noi registriamo appunto questo fenomeno, no, che implicitamente ha citato il consigliere Grilli, no, dove abbiamo persone dal pubblico che preferiscono andare nel privato, cioè è una dinamica che non si era mai vista, cioè certamente nella mia generazione era impensabile, Adesso abbiamo questa dinamica, va approfondito. Come mai? E c'è un problema anche di clima aziendale. No, per quello io ritorno sul problema della gestione aziendale, che è monocratica. Cioè qui la cosa più monocratica, la democrazia ce l'abbiamo in consiglio, ce l'abbiamo dappertutto, e invece nell'azienda c'è una cosa monocratica dove decidono appunto i dirigenti. Ecco, questo va rimesso in discussione. Non va bene, secondo lei. Allora dobbiamo fermarci per una breve pausa pubblicitaria, ci rivediamo subito dopo, a fra pochissimo. Allora, bentornati a Sveglia Trieste, ancora in compagnia dei due consiglieri regionali Honsel e Grilli. Leggiamo qualche mail, ce ne sono tante in arrivo. C'è la signora Lori che ci scrive: se tutti questi migranti si facesse fare loro qualcosa di utile, dice, sarebbe un buon dare e ricevere, per esempio se a rotazione farli essere loro a gestire le mense Caritas, pulendo, servendo a tavola, cucinando, risistemando le camere, dipingendole, provvedere praticamente al loro stesso gruppo per dimostrare dignità e fierezza, invece di vederli girare in gruppo col telefonino senza alcun impegno.
Posso? Sì, poi anch'io voglio rispondere. Sì, prego. Allora, la signora ha ragione in parte, no? Perché io tempo fa ho utilizzato con una collaborazione con un ente gestore proprio una serie di ragazzi che erano arrivati qua proprio dalla rotta balcanica, no? E con una sorta di accordo con, diciamo, proprio con l'ente gestore avevamo ridipinto tutta una serie di cose, no? Parzialmente, eccetera, eccetera. No, quindi io direi che una parte, se è messa in condizione di poter svolgere alcuni lavori, lo fa molto volentieri. Non è gente che si tira indietro, Sì. è che certe volte è anche complicato farli lavorare, perché ci vuole giustamente l'assicurazione, la formazione, cioè non è che tu puoi prendere uno, gli metti un barattolo di pittura, gli dai un pennello e gli dici boh, adesso mi pitturi la stanza. Cioè c'è bisogno di tutte delle accortezze anche burocratiche che vanno svolte e che indicativamente certe volte queste possono essere anche fatte e vengono anche fatte in alcuni momenti. Quindi io non direi che sono tutti quanti così lavativi, ecco, no? Cioè, alcuni fanno, poi alcuni no. Si ha l'impressione di questo perché si vede magari le persone appena arrivate che sono spaesate, non sanno dove andare, dove rivolgersi e hanno solo il telefonino per poter ma il tema è proprio quello che ha detto Grilli, cioè far lavorare chi è in attesa del, appunto, ha fatto domanda di richiesta d'asilo, di richiesta di protezione umanitaria, di protezione internazionale, presuppone queste due cose, che ci sia un sistema che dia le assicurazioni e un sistema di formazione. E dunque la cosa non è semplicissima, proprio perché il problema non c'è, ma questo sta qui l'assurdo. Come mai, visto che saranno 10 anni che abbiamo questi flussi, non siamo ancora riusciti a rendere quasi automatiche queste cose? Del hub che avevamo a Udine, noi avevamo con gli insegnanti, con l'associazione artigiani, gli facevamo fare dei corsi di formazione proprio per la costruzione appunto di consolidamento di muri, tinteggiatura, e certamente poi adesso non so se funziona, poi queste persone appunto magari non restano per periodi molto lunghi, poi hanno il problema anche ovviamente del rapporto con il tribunale che deve giudicare o meno l'appropriatezza della loro richiesta d'asilo, e quindi ci sono delle difficoltà, ma certamente questo si potrebbe fare se ci si organizzasse, però questo funziona meglio con quella che è la cosiddetta accoglienza diffusa. No? Quando appunto uno ha dei sistemi che permettono appunto di gestire queste persone quasi individualmente, allora riesci anche a fare un progetto di vita, un progetto funzionale. Quando ci sono masse molto, appunto, quando appunto si raggiungono come la Cavarzerani 1000 persone, altre, diventa estremamente complesso perché sono flussi enormi. Però giustamente non c'è nulla che osti a pianificare questo. Allora, abbiamo un'altra telefonata, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Pronto? Pronto? Eccoci, buongiorno. Pronto? La sentiamo. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vorrei chiedere un'informazione, se è possibile. Questo signore con gli occhiali è l'ex assessore alla sanità? Hanno tutti e due gli occhiali. Sì o no? Allora, se parla di me, ero assessore alle politiche sociali, sì. No, prima della regione, questo qua signore, con gli occhiali. Quello con gli occhiali, non quello con la barba, abbiamo tutti e due gli occhiali e tu la barba. Quello con la cravatta, dica il colore della cravatta. La cravatta rossa e la cravatta blu. L'assessore alla sanità e alla protezione civile. E lui? No, nessuno dei due. Nessuno dei due, non c'è il dottor Riccardi. No. Comunque il problema della sanità, volevo parlare io, il problema della sanità è che siamo senza medici, senza medico di famiglia. Ecco, e allora vuole sentire quando e come si risolve?
Capito, ha difficoltà a trovare in che un zona medico. abita il signore? Infatti, dove abita? Come si risolve se noi siamo senza medico di famiglia? Sì, mi scusi, dove abita lei? In che via? O in che quartiere, ecco? In quale zona abita, mi scusi? Noi siamo a Trieste e io personalmente siamo senza medico di famiglia e mia moglie è morta con un tumore perché nessuno la accertava. È morta il 17 di febbraio. Ci dispiace. E quindi mi pare nei confronti della morte una risposta vada data, altrimenti mi rivolgerò alla Procura della Repubblica. Ecco. Ma questo signore mi pare che sia l'assessore della sanità. No, non lo è, abbiamo appurato, insomma, non è. Allora, intanto le facciamo le nostre buongiorno e davvero ci faccia mandare un abbraccio. È sindaco ex sindaco di Udine. Sì, l'ex sindaco di Udine, questo sì. E l'altro è ex assessore alle politiche sociali del comune di Trieste. No, allora no, mi sono sbagliato. Ok, comunque lei diceva il problema di trovare un medico di famiglia, no? Intanto, comunque noi siamo senza medico di famiglia, perché il medico di famiglia non viene a casa. È una situazione in cui se la persona è in carrozzella, il medico di famiglia dovrebbe venire a casa. Chiaro, e non lo fa quasi più nessuno. Dovrebbe venire a casa il medico di famiglia se la persona è in carrozzella? Sì, invalidità al 100% con l'indennità di accompagnamento. Quindi il medico di famiglia dovrebbe venire a casa. In che quartiere abita? A San Giacomo. A San Giacomo. Ah, ecco. Grazie della telefonata. Allora il signore si trova ancora in questo problema, no? A trovare un medico di famiglia. E il governo nazionale ha preso, ha fatto così bene e ha messo i medici che erano stati sospesi per avere non indicato ai cittadini di farsi il vaccino d'anti-Covid, l'ha messo in corsia perché non ci sono medici anche in ospedale. C'è carenza di dottori, questa è una realtà. Grazie al signore che ha telefonato. Allora ha difficoltà a trovare... Comunque chiaramente la situazione, la storia diciamo, è molto dolorosa e penso che tutti esprimiamo vicinanza e solidarietà alla persona, però nei nostri sistemi sanitari i servizi domiciliari per malati oncologici più o meno ci sono in quasi tutte le aziende, quindi non sarei passato dal medico, cioè uno può fare una telefonata al medico di medicina di base, però diciamo se la patologia è una patologia così importante scattano diciamo, i servizi domiciliari, certo. Adesso io non so se quello di Trieste è esattamente lo stesso, ma sono abbastanza simili, dunque in questo caso bisogna appunto andare al distretto e la cosa poi funziona. E poi se le situazioni sono di difficoltà come quella che ha dimostrato il signore, che poi aveva perso anche la moglie recentemente, quindi immagino anche la pressione, no? di dolore che il signore ha. E a San Giacomo ci sono dei presidi anche di diciamo, portierati sociali eccetera, per cui se anche si dovesse rivolgere a uno di questi presidi poi gli danno le indicazioni sufficienti. Il servizio oncologico a Trieste funziona bene. Domiciliare? Sì, assolutamente. Ci sono questi quindi però è vero che poi quando uno ha una situazione come questa di lutto è devastante, no? Specialmente in tarda età, vedersi perdere la moglie, no? Poi, gli siamo vicini. Assolutamente sì. Allora abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto? Sentiamo qualcuno in sottofondo, non riusciamo però... Pronto? C'è qualcuno in linea? Allora no, non sembra che riusciamo a parlare con questo telespettatore o telespettatrice, ci provo ancora una volta, buongiorno, no, forse è caduta la linea, ci sono le mail, c'è Gino che ci scrive,
La partecipazione alle votazioni continua ad essere sempre in calo. Questo è interpretato come un senso di sfiducia sulla validità e volontà della classe politica attuale in senso generale. Io attribuisco questa presa di posizione anche a un fatto specifico, ma non il solo. Non credo sia eticamente corretto che chi viene incaricato a un impegno politico dell'amministrazione pubblica, a cui partecipando alle elezioni come candidato riceva l'incarico, poi in caso di nuove elezioni per un ente superiore dia le dimissioni per acquisire una posizione di maggior prestigio. Mi sa che sta parlando del suo caso, ma non solo, non è stato l'unico. Una persona deve essere coerente, se accetta un incarico lo dovrebbe portare a compimento fino alla fine e solo poi pensare a un'altra candidatura, dice Gino. Però è chiaro che le elezioni diciamo che dopo diversa, 16 anni di militanza in assessorato era forse arrivato il tempo di lasciare spazio a qualcun altro. Purtroppo le elezioni non avvengono alla fine delle varie consigliature, ma arrivano generalmente a metà e quindi siamo costretti in qualche maniera a candidarci laddove riteniamo che la nostra esperienza possa portare un vantaggio alla comunità. Sul prestigio io dissento un po', nel senso che oggi come oggi chi si candida ad una competizione elettorale ritengo che abbia proprio il desiderio di portare un'esperienza acquisita sul campo, almeno questa è la mia storia. La motivazione insomma, che e quindi io ritenevo che dopo molti anni di politiche sociali all'interno di un comune prestigioso come quello di Trieste, la mia esperienza potesse portare utilità nella formazione di norme, di leggi, proprio per consentire al comune di lavorare meglio e in maniera più proficua nei confronti delle persone che hanno bisogno del nostro servizio. Insomma, il tema del calo dell'affluenza lo vediamo in tantissimi paesi. Certo. Certamente alcune delle leggi elettorali italiane non hanno aiutato. Il fatto che in Parlamento lo decidano i partiti e siano scomparse le preferenze, come era in passato, è chiaro che ha un pochino scoraggiato la partecipazione o perlomeno ha cresciuto l'interesse, perché uno dice ma a un certo punto io non posso scegliere la persona. La stessa campagna elettorale non ha più quell'elemento. Io ieri appunto a Udine c'è stato il funerale di un vicepresidente della regione, e Gabriele Renzulli, tra l'altro appunto anche assessore alla sanità, uno di quelli che dei padri che aveva fatto la forza anche della sanità in questa regione, e appunto nel resoconto si ricordava che nell'elezione dell'87 lui era al 10° posto, e riuscì a trionfare con una campagna elettorale perché la gente aveva stima di lui. Oggigiorno chi viene messo al 10° posto in Parlamento, è chiaro che non viene nemmeno messo, perché non ce la farà mai. Certo. Devo dire che anche a livello regionale la scelta che è stata fatta dell'elezione diretta del Presidente della Regione ha fortemente indebolito il ruolo del Consiglio regionale. All'inizio degli anni 90 avevamo anche 5 presidenti, quando ci fu Fontanini, La Guerra, Cecotti, insomma tutta una serie di figure. Adesso invece con il principio del simul stabunt, simul cadent, è chiaro che il ruolo del consigliere regionale è molto debole. Quindi questo mi fa pensare al pericolo, e qui faccio una considerazione politica, di tutti questi discorsi che sento sul premierato a livello o sulla Repubblica presidenziale. Spero che non avvenga mai, perché questo vorrebbe dire che già adesso il Parlamento viene eletto in un modo, come abbiamo detto, non attraverso le preferenze. Quasi sempre approva decreti
legge del governo e quindi di fatto ha una mera funzione di avvallo, ma poi se davvero ci fosse il premierato, cioè un Presidente del Consiglio eletto dal popolo, sarebbe, come vediamo in Regione, no? In realtà egemonia e la perdita di tutta la forza assembleare. Quindi stiamo attenti a certe riforme e credo che un po' del distacco che c'è dai cittadini derivi anche da questa perdurante situazione elettorale poi una cosa forse va anche detta, che fino a quando il ruolo politico viene interpretato come un privilegio e non come un'assunzione di responsabilità nei confronti della comunità, no? Che per alcune persone anche magari può anche essere, però credo che per altre questo non sia corretto. Verrà sempre interpretato in maniera distorta, cioè, oggi far politica non è una sciocchezza, mettersi in piazza non è una sciocchezza, perché specialmente in un territorio piccolo come il nostro, dove ci si conosce tutti, comunque ci si mette la faccia, le cose certe volte vanno bene, certe volte non vanno bene e non bisogna, io non mi sono mai tirato indietro nel momento in cui le cose magari volgevano su una china pericolosa, nel senso che ci sono situazioni, soprattutto nelle politiche sociali, che non vanno sempre a buon fine. È importante avere il coraggio comunque di metterci la faccia e comunque andare avanti nel proseguo di quello che è il proprio lavoro. È un lavoro vero e proprio, cioè è un'assunzione di responsabilità nei confronti della comunità. Ecco, io non lo vedo proprio come tanto un privilegio. Io poi, tra l'altro, un lavoro mio, va detto, però... no, come tu e come molti. Cioè noi abbiamo un lavoro al quale portiamo via del tempo, proprio perché la politica è una passione, proprio perché ci si rende conto che forse l'esperienza che tu hai, che hai maturato, può essere utile. Poi è anche vero che poi il consenso dei cittadini te lo dimostra con il voto, banalmente. È vero, sì. Ma certamente il non andare a votare è una cosa gravissima dal mio punto di vista, perché non solo non è vero che il voto del singolo non conta, anche nel caso mio, alla fine io il mio seggio, col metodo DONT l'ho vinto per 21 voti, quindi se no non ce l'avrei, quindi io devo andare a ringraziare, cosa che colgo l'occasione, tutti quelli che hanno votato, perché per 21 voti, quindi anche se i numeri sono appunto di decine di migliaia, poi alla fine lo vinci per poco, quindi non è vero che non conti, ma soprattutto è un dovere, cioè è un dovere sia candidarsi, a mio avviso, no? Anche tutta l'antipolitica, no? Cioè, alla fine quelli che dicono ma io non vado più a votare perché tanto sono tutti uguali, uno, non è vero che sono tutti uguali, e due, ma forse se a uno non piacciono i politici, ma forse dovrebbe cercare di candidarsi, no? E cercare, sì, perché qualcuno, io dico sempre, ma qualcuno poi alla fine comunque viene eletto, perché nel sistema, e quindi è meglio eleggere il migliore. Oppure se uno ritiene che cercare di impegnarsi, ecco, il discorso dell'antipolitica è un discorso, davvero una deriva che bisognerebbe contrastare. Io spero appunto che anche adesso nelle scuole, no, viene insegnata l'educazione civica come materia, e questo possa aiutare a contrastare il sentimento dell'antipolitica. È chiaro che l'ondata che abbiamo avuto, no, con tutti a casa, adesso non sto neanche a citare chi l'ha fatto, anche perché sono alleati politici diventati, quindi insomma, non lo potrei fare, certamente sì, non lo condividevo. Però ha ragione, cioè, io condivido questo, perché mi ricordo, quando ho cominciato io ho cominciato perché ritenevo che l'esperienza di un genitore, di un ragazzo complesso come può essere un ragazzo che ha una disabilità, potesse portare un'utilità. Dopo la storia è andata come è andata e quindi di questo sono ancora convinto. Cioè, chi è convinto oppure ha un'idea di poter fare bene si mette a disposizione. Abbiamo bisogno di teste nuove, di teste pensanti, soprattutto di giovani, soprattutto di donne. Ecco, forse questa è la grave mancanza che la nostra società oggi ha, non mettere in condizioni
le donne di poter esercitare il ruolo di mamme, di mogli, di lavoratrici e anche di politiche laddove ne abbiano la consapevolezza o comunque il desiderio. No? Il fatto delle quote rosa è una logica che non condivido. Invece io promuovo invece la messa a disposizione da parte della società con forme c'è la proposta, no? Anche che fa Russo tutte le volte della doppia preferenza. Sì, però sai, la doppia preferenza, io invece credo sia opportuno che la società metta proprio in condizione, come mette in condizione l'uomo, no? Evidentemente visto i numeri che ci danno, ma che mette in condizioni le donne di poter esercitare il loro ruolo di funzione politica, no? Condividendo anche il resto dei temi di casa. Ecco, questo ce ne sono anche poche che si candidano. Se guardiamo all'Europa settentrionale c'è l'opposto, cioè le donne sono molto presenti. Perché i sistemi evidentemente sono diversi. Lì è chiaro che ed è lì il nodo autonomia. probabilmente. Sì. Allora sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno, chi linea con noi? Pronto, buongiorno, sono in linea, dottoressa Bucarella. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti, sono Fulvio. Fulvio, buongiorno. Guardi, io seguo oramai da parecchi anni la vostra trasmissione e vi ringrazio che ci date modo di intervenire. E conosco anche i signori là presenti con lei. Allora, uno è assessore a welfare qua nel comune di Trieste, se non erro, no? Era o è, indifferente, sono due politici oramai di lungo corso. Sì. Allora, siccome io ho sempre lavorato nel privato, ero un imprenditore, purtroppo dico negli ultimi anni, sono del 44, io ho sempre cercato, quando ho aperto attività o quando ho fatto un'attività, di capire qual era la necessità del cliente. Allora i signori che sono là si chiedono mai quali sono le necessità, perché sento sempre parlare bisogna fare questo, bisogna fare quello. No, allora vediamo un attimo le pensioni, vediamo un attimo tutta la gente che è in difficoltà negli ultimi anni e soprattutto in questo periodo. Abbiamo tutte le possibilità adesso con l'informatica di sapere tutto, quindi perché non chiedono all'INPS tutti i pensionati sotto i 1.000 euro? Perché uno deve chiedere per avere un aiuto sulle bollette? Se lei va a cercare una macchina, per esempio, di seconda mano, no? No, le faccio un esempio, giusto per capirci meglio. Chiaro. Allora, le dicono fino a che chilometraggio vuole, da che prezzo a che prezzo, da che anno a che anno. Quindi perché non chiedono all'INPS, non chiedono all'Agenzia delle Entrate quanto reddito ha questa persona? E deve essere il comune o deve essere chi ha detto a contattare la persona bisognosa. E non la persona in difficoltà a fare domanda, dice lei. Esatto, questo vuol dire lavorare. Questo vuol dire lavorare. Grazie Fulvio, è uno spunto interessante, purtroppo abbiamo poco tempo. E io non posso parlare di più. Purtroppo abbiamo poco tempo perché fra poco incombe la pubblicità. Allora, grazie al signor Fulvio, voleva rispondere a quello che diceva. Allora, purtroppo per il signor Fulvio non funziona così. Oggi la legge ci impedisce di andare a chiedere qualcosa a qualcuno, perché uno può risponderti, nessuno ti ha chiesto niente. No? E io non ho bisogno di niente. No? E quindi il tema è molto complicato. L'aiuto alle persone è un tema talmente delicato con cui bisogna affrontare con molto pudore, con molto rispetto, delle libertà. Noi vediamo in questo momento delle persone anche con problemi di salute mentale vagare per le nostre città, no? E tutti mi chiedono perché non si fa niente. Credetemi, si fa, ma se queste persone non lo vogliono non possono essere aiutate, perché loro esercitano una libertà che è pur condizionata dalla malattia mentale, questo è vero, ma esercitano una forma di libertà e non possiamo intervenire in maniera... Certo che probabilmente il Signore anche chiedeva un maggiore aiuto da parte dell'istituzione pubblica e meno forse magari burocrazia, difficoltà e ostacoli. Ma appunto, no? cioè, bisogna senza dubbio insomma, bisogna semplificare il rapporto con l'istituzione, con l'amministrazione e certamente vanno promosse iniziative come quelle che appunto venivano indicate. Noi è stato chiamato il portierato sociale, no? Che diciamo
accolgono, potenziare gli assistenti sociali, no? E questo, no? E fare sì che andare all'assistente sociale non sia difficile o che non sia, diciamo, una cosa che richiede una grande programmazione. Purtroppo anche il numero degli assistenti sociali non è così alto nei comuni, diciamo, dove c'è una difficoltà, perché anche lì c'è un turnover. Abbiamo avuto il blocco delle assunzioni per molto tempo che ha, diciamo, impedito anche di avere una continuità. Quindi senza dubbio su questo rendere più facile l'accesso, però appunto nel rispetto dell'autonomia. Comunque gli indicatori ci sono, cioè vengono seguiti tutti gli indicatori del benessere equo, i BES, benessere equo e sostenibile, tutti i parametri relativi ai 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, cioè i macro indicatori ce li abbiamo, ma poi appunto vale anche il tema della riservatezza, per la quale uno non può, insomma, intervenire, guai se intervenisse. Ecco. Allora, io ringrazio i miei due ospiti, grazie e buon lavoro in Consiglio regionale a entrambi, grazie. Tornate presto a trovarci. Grazie, noi ci fermiamo invece per un po' di pubblicità fra poco. Bene. Bentornati a Sveglia Trieste, diamo subito il buongiorno all'assessore regionale alla sicurezza e all'immigrazione Pierpaolo Roberti. Buongiorno ben arrivato, bentornato nei nostri studi. Allora, l'abbiamo vista, assessore, nelle immagini che abbiamo mandato in onda prima dell'incontro che c'è stato ieri in prefettura, un'importante visita da parte del commissario straordinario per l'immigrazione Valerio Valenti, che fra l'altro era anche prefetto di Trieste, quindi conosce bene. Ha rivisto i suoi uffici. Ha rivisto i suoi uffici e ha rincontrato i colleghi e anche gli esponenti della regione. Avete fatto il punto della situazione sui migranti. Allora ci racconti un pochino così in diretta che cosa è successo, che cosa avete parlato e cosa avete deciso soprattutto. Innanzitutto significativa la visita di ieri, non in quanto tale, ma proprio per la presenza di un commissario. Il fatto che il governo abbia deciso di istituire una figura commissariale nella figura del prefetto Valenti, che è capo dipartimento per quanto riguarda l'immigrazione e le libertà civili, è sicuramente un significato importantissimo, non soltanto perché di per sé la parola proprio commissario fa capire che c'è un impegno politico forte verso un tema particolarmente delicato come quello dell'immigrazione, ma anche perché la figura commissariale porta a sé tutta una serie di problemi e di possibilità che il commissario ha che altre figure non hanno, anche di fare procedure molto veloci per quanto riguarda il tema dell'immigrazione. Ieri si è parlato di questo primo mese di attività del commissario, con particolare riferimento ovviamente al Friuli Venezia Giulia, e si sono fatti alcuni passi e si sono prese alcune decisioni su quello che si farà nelle prossime settimane, non nei prossimi anni, proprio perché l'elemento della rapidità è un elemento che con la figura commissariale ci riesce a star bene. Ed in particolare quindi cosa si è deciso? Si è deciso che in Friuli Venezia Giulia ci sarà quello che avevamo fondamentalmente chiesto, ci sarà un hotspot e ci sarà un centro di trattenimento ed espulsione. Quindi queste due strutture cosa sono? Cosa significano? L'hotspot è una figura che non è accoglienza, è una struttura che non fa accoglienza. L'accoglienza, per come l'abbiamo immaginata noi e come l'abbiamo vista noi in tutti questi anni, è il classico appartamento o la struttura più grande, pensiamo Casa Malala per chi sa, Fernetti per esempio, o in via dei Bonomo, scusate, dove c'è un intero palazzo adibito all'accoglienza, dove le persone, gli immigrati arrivano, vengono collocati e stanno per 1, 2, 3 anni, tutto il tempo necessario per il loro inserimento fino a quando non escono dal percorso d'accoglienza. L'hotspot è qualcosa di diverso. L'hotspot è una struttura dove tu arrivi, fai le pratiche necessarie, quindi il fotosegnalamento, le visite mediche, fai tutto quello che c'è da fare, ma poi vieni immediatamente trasferito. Te ne vai via da quel territorio. Provate a pensare quello che sta succedendo quest'anno in Sicilia. La Sicilia ha degli hotspot già attivi. Ce li ha da tempo, perché? Ce li ha da tempo perché è effettivamente un paese di primo ingresso, da là arrivano. Certo. Noi in teoria non saremmo paese di primo ingresso,
e quindi non si è mai Però pensato, però di fatto lo siamo, ma non si è mai pensato di farlo. La Sicilia ha avuto circa 45.000 sbarchi quest'anno, quindi numeri impressionanti, eppure in Sicilia ci sono 9.000 posti riservati in accoglienza. Cioè, se solo in 3 mesi sono arrivati 45.000 persone, come mai ne ha solo 9.000 avendo una pressione molto più bassa? Perché hanno gli hotspot. Quindi queste persone transitano negli hotspot, stanno il tempo necessario per quelle prime visite, i primi adempimenti e poi partono. Vicino a questo il centro di trattenimento ed espulsione. Scusate. Che è quello di Gradisca, in sostanza? No, o ce ne quello sarà è il altro? CPR. Quello è il CPR, quindi... Ed è struttura che ormai esiste da anni e che, in cui vengono raccolte tutte quelle persone tendenzialmente che hanno oltretutto una fedina penale anche molto lunga. Infatti. E vengono prese e rimandate nei paesi d'origine, quindi col volo charter eccetera. Il decreto Cutro, il famoso decreto Cutro, ha inserito anche la possibilità del centro di trattenimento ed espulsione per tutta una serie di immigrati provenienti da una lista di paesi considerati sicuri. Chiaro, quindi... Che viene pubblicata annualmente, quindi c'è già il primo elenco di paesi. Se tu, immigrato, vieni da uno di quei paesi, non c'è l'espulsione da CPR perché non hai commesso reati, non hai fatto nulla, certo. Però c'è una procedura semplificata per vedere se hai diritto all'asilo oppure no. Se non ce l'hai, vieni immediatamente rimpatriato, quindi diventa una sorta di CPR più light, mettiamola così. Chiaro, che La differenza, l'altra similitudine però con il CPR è che dal centro di trattenimento e di espulsione non esci. Non si può uscire. È proprio un centro di trattenimento, infatti. Trattenimento, quindi questa è la caratteristica, quindi 2 strutture, hotspot e centro di trattenimento. Ed entrambe servono per mandare via le persone che arrivano. Da una parte con l'hotspot redistribuzione interna, ma non in Friuli Venezia Giulia, che viene considerato appunto primo ingresso, come se fosse un primo ingresso, dall'altra parte centro di trattenimento verso l'estero. Chiaro, quindi questo per chi appunto soltanto transita attraverso la nostra regione, che sono effettivamente in tanti, poi accoglienza invece è altra cosa. È altra cosa. Questo, ma non solo, perché il risultato, che già questo potrebbe essere molto positivo, perché oggi sono strumenti che non avevamo e quindi quelle persone rimanevano molto spesso incardinate sul territorio, si è fatto anche un altro passo in più rispetto a quello che avevamo chiesto fin dall'inizio, in cui avevamo detto noi siamo disponibili a fare la nostra parte con questo. Noi allora parlavamo solo di hotspot perché il decreto Cutro ancora non c'era e non era ancora stata istituita la figura di questo centro di trattenimento ed espulsione. Un passo in più avevamo detto noi siamo disponibili a fare la nostra parte, però occhio, se veniamo considerati paesi di primo ingresso e quindi abbiamo l'hotspot, l'accoglienza va ridotta, perché non è più accettabile. Questo l'avevamo e anche questo c'è stato un impegno da parte del commissario, che tra l'altro ha dichiarato anche subito dopo alla fine della riunione in conferenza, in quella sorta di conferenza stampa improvvisata, dicendo che c'è un impegno forte per ridurre i numeri. E io credo, a sensazione, ma anche conoscendo bene il commissario Valenti dal punto di vista professionale e anche dal punto di vista umano, ovviamente, perché ovviamente ci conosciamo personalmente, credo che questi primi segnali di forte riduzione li avremo già nelle prossime settimane. Nelle prossime settimane addirittura. Allora, fra poco parleremo di tempistiche e di luoghi anche, no? Dove verranno istituiti questi nuovi centri, ma nel frattempo io vedo collegato, però adesso forse c'è qualche problema con il collegamento. Avevo visto collegato il nostro Bernardo Gulotta sembrava da un garage, però non riusciamo a capirlo molto bene. Allora vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento, perché lo vedo immobile in questo momento. No, vibra però. Vibra. C'è questa immagine fissa. Allora fra poco vi faremo vedere anche il collegamento con il nostro Bernardo Gulotta. Eccolo qui, c'è di nuovo questo problema. Allora però mi dicono che è arrivata anche una telefonata, allora la sentiamo subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Un cordiale saluto, buona giornata alla mia conduttrice preferita, con rispetto per i suoi colleghi. Grazie Claudio, troppo buono, Buongiorno. sempre buongiorno. Mamma, dottoressa Laura e l'amico assessore Paolo, sono Claudio Visentini. Buongiorno. Volevo fare
Un plauso alla nostra protezione civile, che sono partiti per l'Emilia Romagna a portare aiuto, come sempre. Caro Assessore, volevo chiedere novità sullo sport, ma ha appena parlato lei. E poi so che la Giunta ha approvato la sua proposta per la sicurezza contro le mafie, se ti può spiegare. Mi piace infine ricordare che oggi alle 12 al Palazzo della Presidenza della Giunta regionale ci sarà un incontro in ricordo di Almerico Grid e presentazione del premio. Ci sarà anche lei, Assessore? Non lo so, adesso, sarà presente. Non penso che stava continuando ancora. Va bene. Ecco. Grazie Claudio, adesso le e risponderà sicuramente. Grazie molte, un abbraccio. Grazie sì, ancora qualcosa? Bambine. Sì, grazie. Va bene, grazie mille ancora. Allora, sullo spot Claudio, come ha detto anche lui, avevo già risposto prima. Poi, per quanto riguarda il premio, non lo so in questo momento se ci sarò, sono via da qua, torno di nuovo in ufficio, però non so in questo momento se riuscirò a presenziare a quell'appuntamento là. Poi c'era la questione... La sicurezza contro la mafia. Sicurezza contro le mafie. In realtà si riferisce a un progetto di sensibilizzazione che viene finanziato annualmente. La Regione ovviamente ha delle competenze marginali sul tema della sicurezza perché ovviamente rientra in tutto quello che viene considerato la sicurezza integrata, cioè dove vari attori istituzionali fanno ognuno la loro parte. Questa è una norma che prevede il finanziamento di iniziative in particolare rivolte verso i giovani di sensibilizzazione sul tema delle mafie ed è particolarmente significativo il fatto che venga fatto in Friuli Venezia Giulia, terra dove in fondo non si conosce perché fortunatamente è molto marginale il tema delle infiltrazioni mafiose, ma un progetto di questo tipo serve proprio per far capire, anche confrontandosi, facendo confrontare i ragazzi con le esperienze di associazioni che si occupano di lotta alla mafia, quali sono magari anche i segnali per poter capire che c'è effettivamente il rischio di un'infiltrazione mafiosa. Perché io temo, e questo è qualcosa che ho ripetuto in più occasioni, in tutte le occasioni in cui si è parlato del tema in Friuli Venezia Giulia, che noi rischiamo di essere ancora più vulnerabili rispetto ad altri territori, perché in fondo noi crediamo di essere quell'isola felice dove sembra quasi impossibile, immuni, no? Siamo immuni, sembra quasi impossibile che qui arrivi il mafioso a insediarsi sul nostro territorio. La realtà è che questo porta proprio una difficoltà in più e una preoccupazione in più, un rischio in più. Perché quando abbassi la guardia è il vero momento in cui si insinua. E la mafia di oggi non è la mafia di 30 anni fa, di 20 anni fa, di 40 anni fa. È una mafia diversa, è la mafia dei colletti bianchi, la mafia dell'uomo d'affari con la valigetta, con la 24 ore in mano, che arriva e inquina il sistema economico di un territorio. Inquina perché ha ingenti somme ricavate non lecitamente, che quindi può prevaricare quello che è il tessuto economico presente sul territorio e distruggerlo completamente. E alzare l'asticella su questo ci serve per fare in modo che quell'isola felice che riteniamo di essere lo rimanga ancora per molto molto a lungo. Rimanga tale. Allora, vediamo se riusciamo a collegarci brevemente con Bernardo Gulotta, perché poi dobbiamo dare la pubblicità. Buongiorno Bernardo, dove ti trovi innanzitutto e a te la linea? Buongiorno Laura, buongiorno ai telespettatori e all'assessore Roberti. Siamo all'interno del parcheggio di Via Carli perché so che devio da quello che è l'argomento che avete incominciato con l'assessore Roberti, ma la giornata, il periodo si sta sempre di più scoprendo verso alla stagione turistica. Li abbiamo già visti in questa primavera i turisti in città, sono molti, e a seguito anche dell'arrivo delle navi
e dell'esigenza e la fame di posteggi, molto spesso si discute proprio di ridisegnare almeno in centro la mappatura degli stalli per le auto. Noi siamo oggi nel parcheggio comunale di Via Carli, gestito dall'Esatto, perché qui solitamente viene detto è un posteggio sempre vuoto, bisogna utilizzarlo di più perché si sgrava poi il traffico, quel giro che talvolta anche le persone, in questo caso più i cittadini che i turisti, fanno per cercare un posto in superficie. Molto spesso anche durante le manifestazioni veniva utilizzato questo parcheggio come luogo di interscambio, cioè qui si veniva a posteggiare l'auto, si poteva prendere un autobus gratuito che portasse in città in situazioni di manifestazioni grandi che bloccavano le vie del centro perché magari mercatini o altre situazioni andavano a veicolare il traffico ordinario. Noi oggi però rileviamo che all'interno del parcheggio di Via Carli le auto ci sono, non è vuoto come talvolta si descrive, ci sono posti a disposizione, cioè chi entra qui trova un posto abbastanza facilmente, non deve fare i grandi giri oppure è costretto ad uscire perché non riesce a trovare uno stallo. Qui i posteggi ci sono, però dal dire che questo posteggio sottoutilizzato è vuoto... Abbiamo perso il collegamento, allora cerchiamo di ripristinarlo, però ma intanto pubblicità. Dicevo, Laura, fra pochissimo. Premesso però che vicino a qui ci sono diversi poli come l'Allianz, come altri uffici, il Palazzo Marineria, che quindi diciamo utilizzano, i dipendenti di queste grandi aziende utilizzano molto questo parcheggio in questo periodo della mattinata, in questo momento anche come detto della giornata. Probabilmente il weekend si arriva a una maggior desertificazione del parcheggio. Questo è uno spunto, perché di turismo parleremo avanti anche nelle prossime giornate, visto l'arrivo delle navi, vista anche la necessità che la Federalberghi ha lanciato di dover riguardare la viabilità delle rive, ma anche la necessità di avere delle strutture di accoglienza, delle strutture ricettive, in questo caso alberghi, bed and breakfast, affittacamere, hotel di vario lignaggio che possano assorbire il grande turismo che Trieste sta attirando. Benissimo, allora parleremo, perché so che anche l'assessore vuole intervenire su questo tema, su quello che diceva il nostro Bernardo, ma dobbiamo fermarci proprio per la pubblicità, fra pochissimo. Rieccoci in diretta, ancora in compagnia dell'assessore regionale Pierpaolo Roberti, che voleva intervenire, credo, proprio su quello che ci raccontava. Volevo intervenire perché quando traballava avevo riconosciuto il posteggio perché abito nelle vicinanze e ogni tanto ci passo. È vero che viene anche utilizzato da dipendenti di Allianz, di Italia Marittima, insomma ci sono diverse grosse aziende là intorno e quindi utilizzano anche quel posteggio. È altrettanto vero che vi posso assicurare che quel posteggio normalmente era vuoto, tragicamente vuoto, perché è molto grande ed è in una zona in cui comunque i posteggi non mancano, non è una zona così tanto carente di posteggi. Il fatto di vederlo pieno è un buon segnale, ma del resto i dati ufficiali ci dicono semplicemente una cosa: c'è stato un più 38% di presenze turistiche rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E noi ricordiamoci che anche quando parlavamo di boom turistico, perché di boom turistico a Trieste se ne parla già da qualche anno, e ricordiamoci che nel 2019 avevamo già parlato di boom, di record battuti sul turismo, e oggi noi segniamo un aumento anche su quei numeri sostanzioso. Noi parlavamo comunque di periodi dell'anno in cui i turisti venivano a Trieste, determinati periodi, si sapeva che c'erano dei periodi morti in cui i turisti non arrivavano, da dopo le vacanze di Natale fino alla primavera non vedevi nessuno, non c'erano presenze turistiche. Oggi abbiamo anche destagionalizzato, cioè quel più 38% si riferisce a un periodo dell'anno in cui non dovrebbero, in teoria prima non c'erano turisti, quindi evidentemente ci sono dei frutti che stiamo raccogliendo importanti. Ed è chiaro che questa è una città
che deve adattarsi a un tipo di economia anche diversa, perché sta crescendo molto quel tipo di economia. Quando parlo di adattarsi al tipo di economia, dico che un po' tutti dobbiamo adattarci, dal tessuto economico privato dell'imprenditore che deve adeguarsi a gestire non più i 100 turisti, ma c'è stato l'aumento i 138 turisti, dal comune, da altri investitori privati che vogliono investire in posteggi, che devono capire che purtroppo il posteggio che prima era vuoto oggi diventa pieno e probabilmente nemmeno basta, perché quello posteggio diventa il vero polmone poi per le navi da crociera, con le navette che portano i turisti sulle rive. Insomma, ci sono tutta una serie di ragionamenti da fare e che meno male possiamo farli. Perché se non potessimo se non li faremmo vuol dire che evidentemente non ci sarebbe nessun tipo di incremento rispetto ai numeri storici che avevamo. Infatti è vero, è proprio così. Fra l'altro oggi proprio la giornata da bollino rosso, lo ricordo proprio in tema di turismo, sull'autostrada A4, ma non soltanto, per la festa dell'Ascensione, che sì, e permettetemi, tutti visto qua, che parlo ovviamente con orgoglio di Trieste, ma rappresento la regione Friuli Venezia Giulia, sì. Noi abbiamo numeri in crescita ovunque in Friuli Venezia Giulia. C'è un traino forte di Trieste che traina e tira più degli altri territori, ma in realtà si sta crescendo con numeri a doppia cifra, vicini al 30% dappertutto. Allora, torniamo a collegarci con Bernardo Gulotta. Purtroppo credo che il collegamento non sia molto agevole in questo momento, forse per la... deve uscire dal posteggio. Deve uscire dal posteggio, eccolo qui, lo rivedo di nuovo. Purtroppo ogni volta che cerco di darti la linea, Bernardo, ecco, l'immagine si fissa, no? Forse non è la scelta migliore, non so se riuscite a spostarvi in qualche modo, perché non è di buona qualità, insomma, questo collegamento. Allora chiediamo al nostro Bernardo, che ci sta sicuramente sentendo, se è possibile con la troupe, con l'operatore, di spostarsi. Sentiamo la prossima telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno, sono Gabriella. Gabriella, buongiorno. Buongiorno. Io l'altro giorno mi sono stupita a vedere una pubblicità, ovviamente in un sito come Facebook, no? Che diceva che l'ufficio del turismo pubblicizzava un bus che va da Trieste, che porta dalla Parenzana a Trieste con le biciclette, ma mi stupisco che la regione faccia una pubblicità di quel genere quando dobbiamo pubblicizzare la nostra regione. Noi non abbiamo un bus che si porta da Trieste alla ciclabile, quella che va da Grado in su, non abbiamo le ciclabili che vadano da Trieste per la costiera, e quello mi stupisce. E un'altra cosa che io considero che non va bene per la nostra città sono le crociere. Quando Barcellona sta chiudendo le crociere perché i turisti lasciano Barcellona 50 euro al giorno, noi proponiamo quel turismo per Trieste. Quindi queste cose mi stupiscono del governo che sta governando la regione, quindi è una cosa che bisogna vedere. Poi un'altra cosa, io sono viaggio, no? Anche, però viaggio economicamente, prendo il bus, la stazione del Corriere di Trieste fa propriamente paura, non paura per la gente, paura per le strutture, non c'è una sedia per sedersi, è tutta buia, c'è un bar che sembra entrare al passato, e ci sono turisti che vengono anche in bus a Trieste. Sì, attenzione che da Marco Polo a Trieste l'unica cosa più efficace per venire a Trieste è col bus, col Flixbus, perché prendere il treno si arriva dopo domani, quindi dobbiamo vedere anche quelle cose nel turismo. Grazie Gabriella delle segnalazioni. Allora, sul turismo lento in realtà c'è una crescita esponenziale, sul turismo lento, quindi intendiamo anche la ciclabilità ovviamente, c'è un vero e proprio boom sul quale la regione Friuli Venezia Giulia sta scommettendo molto.
Tra l'altro la signora parlava di una ciclabile che manca sulla costiera. In realtà il progetto della ciclabile sta andando avanti, del progetto della ciclabile che collega Venezia a Trieste, quindi passando anche per la costiera di Trieste. È ovvio che sono progetti lunghi, costosi, su cui ci sono già i primi finanziamenti e speriamo presto, con i tempi ovviamente dei lavori pubblici e degli appalti, si potranno vedere i risultati. Però quello che voglio dire, attenzione, è noi non è che le crociere sono molto visibili e le vedi perché c'è un'enorme nave che ti si piazza davanti a Piazza Unità e quindi la vedi ed ha un impatto visivo. Ovviamente alla signora forse non piacerà, a me piace tantissimo vedere quell'impatto, tanti sono gli estimatori, e i turisti apprezzano. Il fatto di avere quelle navi da crociera non è soltanto il fatto di avere dei turisti che ti portano dei soldi sul territorio, perché qualcosa lasciano, magari non lasceranno tantissimi, secondo la signora lasciano poco, secondo me lasciano invece abbastanza, soprattutto alcune linee, sentendo esercenti, albergatori, sentendo tassisti, lasciano sul territorio, ma non è soltanto quello. Il vantaggio di avere 500.000 persone, perché queste sono le stime, anzi 550.000 per quest'anno, più di 500.000 di persone che arrivano a Trieste non perché hanno scelto Trieste come destinazione, non perché hanno scelto Trieste, ma perché hanno scelto, perché la compagnia per la quale hanno prenotato la crociera parte e arriva da qua, quindi si trovano ad arrivare qua e hanno la possibilità di fare l'arrivo e la partenza da una delle location più belle penso che ci siano in Italia, perché io non so in quanti altri posti. Si arriva nei porti, si arriva in porto, si arriva, non si arriva davanti a Piazza Unità d'Italia. Quando parlavamo delle navi da crociera a Venezia, non parlavamo di una nave che si fermava davanti a Piazza San Marco, parlavamo di una nave che poi passava là davanti ma poi se ne andava verso il porto. Noi qua abbiamo un attracco unico, con una città bellissima, e ci sono più di 500.000 di persone che quello spettacolo vedono, e non tutte, ma possiamo dire che una piccola parte rimane, che si è trovata qua quasi per caso, rimane affascinata da questa città e dice: ma guarda, ci sono passato per caso, però è bella, mi ha incuriosito e la prossima volta casomai ci vengo in 3-4 giorni, non in crociera, ma perché lo scelgo come destinazione. Vedere proprio Trieste, no? Può essere anche questo. Su quei grandi numeri, dire anche una piccola percentuale vuol dire parlare di numeri importanti. Sono comunque tante persone. Sono tante persone, oltre a quello che la crociera direttamente nasce. Però ancora, permettetemi ancora una cosa, il fatto di dire che ci sono le crociere non vuol dire che stiamo puntando solo su quello, anzi si sta puntando su tutto. Prima parlavo del turismo lento e di quello che stiamo cercando di fare per il turismo lento, ma si sta aprendo a tutto, con un marchio che sta girando, io sono Friuli Venezia Giulia, che sta girando ovunque nel mondo, ovviamente principalmente sui nostri bacini di riferimento, ma che sta portando dei risultati. Ripeto, se il numero di turisti aumenta con questi ritmi in tutto il territorio regionale, saremo anche fortunati, va bene, siamo anche fortunati, ma evidentemente qualche scelta la stiamo azzeccando. Allora, c'è ancora Bernardo Gulotta che è uscito dal parcheggio e si trova all'esterno. Allora, a te nuovamente la linea, Bernardo. Sì, dentro avevamo evidentemente poca linea all'interno. Condivido pienamente quanto ha detto l'assessore Roberti nel rientro dalla pubblicità, che solitamente questo posteggio ha molti più stalli a disposizione, e quindi la complicità di chi lavora o anche magari il turismo che ha dato una mano ha riempito maggiormente questo posteggio. Integro ulteriormente dicendo due cose. La prima è che a partire proprio da oggi il posteggio alle mie spalle di Via Carli ha avuto una convenzione con TTP, il comune di Trieste fondamentalmente ha stretto una convenzione con Trieste Terminal Passeggeri per spostare qui 150 auto che al momento sono posteggiate al Pedocin, fondamentalmente fuori dello stabilimento La Lanterna, e che sono proprio dei crocieristi, cioè chi viene a Trieste e si imbarca in una delle navi che attraccano sulle rive, posteggia fino ad oggi, posteggia
park all'aperto di fronte al Pedocin, fra il Pedocin e l'acqua marina per intenderci, e poi si imbarca, si fa il suo giro e quando finisce la crociera riprende la macchina e se ne torna a casa. Quello però creava un problema ai frequentatori del Pedocin, che magari non questi scorsi giorni che c'era brutto tempo, ma già a partire dalle prossime settimane o dai prossimi giorni, quando sarà caldo e non ci sarà troppo vento, rifrequenteranno lo stabilimento. Sappiamo che d'estate è preso d'assalto e quindi ci sarà bisogno di soddisfare la fame di parcheggi. Questi crocieristi, 150 di questi stalli, verranno trasferiti proprio all'interno del park di Via Carli. Questa è l'integrazione. Ringrazio l'assessore Lodi per avermi ragguagliato sulla tempistica, perché la convenzione parte proprio da oggi. Verosimilmente nei prossimi giorni vedremo i nuovi crocieristi, quelli che si imbarcheranno, che verranno qui, quelli che ormai si sono imbarcati, hanno l'auto al Pedocin, aspettano la fine crociera e recuperano la macchina. Chiudo, poi vi do il spazio perché c'è la pubblicità, aggiungendo a quanto ha detto l'assessore Roberti che l'effetto crociera, secondo gli addetti ai lavori, non lo dico io, ha anche un effetto passaparola, cioè vero è che chi si imbarca e tocca Trieste per un paio di giorni, magari una percentuale minima ne rimane talmente affascinato da volerci tornare, fare 3, 4, 5 giorni per visitarla meglio, ma c'è anche l'effetto passaparola di chi viene qua 2 giorni e quando torna a casa dice sono stato anche a Trieste, lo racconta ad amici, familiari, parenti, colleghi, e descrivendola come una bella città perché tale è, allora invoglia ad altri a venire qui non con la crociera ma magari con i mezzi privati o con i tour organizzati per visitare meglio il capoluogo regionale. Noi ora ci sposteremo, quindi vi lascio la linea e ci sentiamo dopo. Grazie Bernardo. Allora adesso andiamo in pubblicità, a fra pochissimo. Rieccoci in diretta, bentornati ancora con l'assessore Roberti. Fra poco torneremo a collegarci con il nostro Bernardo Gulotta. Ma vorrei tornare, Assessore, al discorso sull'hotspot, no? Di cui avete parlato ieri, e l'altra struttura di trattenimento ed espulsione. Avete parlato anche di tempistiche, immagino, con il commissario straordinario Valenti. Quali sono queste tempistiche? Perché mi ha incuriosito, prima ci ha detto che si parla di settimane per la realizzazione di alcuni passaggi, no? Sì, settimane per la realizzazione di alcuni passaggi, e mi riferisco intanto al primo allentamento sulla pressione sul nostro territorio, quindi con la prima fuoriuscita di persone, di immigrati presenti sul nostro territorio. Per quanto riguarda le tempistiche, come abbiamo detto prima, la struttura commissariale ha il vantaggio di avere tutta una serie di procedure semplificate, di poter fare le cose molto più velocemente, e si sta anche valutando la possibilità di utilizzare la nostra protezione civile come delegata, come soggetto delegato dal commissario per fare ancora le cose più velocemente. Sulle tempistiche dipenderà fondamentalmente da dove verrà individuato, da quale il sito è individuato, nel senso che è chiaro che... Questa è l'altra domanda che volevo fare. Allora, no? Su questo si sta facendo ancora una valutazione, si è discusso di possibilità anche ieri al tavolo, che ovviamente non vi dirò in questo momento nulla, perché deve essere fatta ancora una valutazione dai prefetti, dai 4 prefetti che erano presenti ieri in riunione. La valutazione va fatta non soltanto sul luogo inteso, perché quello è quello che interessa fisicamente, se sta in quel comune o in quell'altro. Certo. Ma non è tanto quello il tema quanto è il tipo di struttura, perché è chiaro che se io mi prendo una struttura che va ristrutturata, riammodernata, quindi bisogna fare dei lavori di adeguamento perché non è idonea in questo momento a ospitare un hotspot, ci metto del tempo. Se io mi prendo una struttura che ha banalmente un piazzale e ci metto i moduli prefabbricati, la struttura commissariale lo fa veramente a stretto giro, certo. Perché ordina i prefabbricati, la struttura commissariale ha già una dotazione finanziaria, li appoggia ed è finita là. Sul centro di trattenimento ed espulsione, anche quella sostanzialmente potrebbe essere una struttura praticamente prefabbricata, che arriva già praticamente pronta, montata nel giro di pochissimo. Quindi non parliamo di tempi lunghi.
Adesso aspettiamo... Una riattivazione quindi di vecchie caserme, come si era parlato insomma, in passato. Potrebbe anche essere. La location, è chiaro che a quel punto uno potrebbe dire prendo la vecchia caserma ma non per ristrutturare la palazzina, ma nel piazzale d'armi ci metto il prefabbricato e ho risolto il modulo prefabbricato, proprio che è perfetto, non ha nessun tipo di problema, lo metto ed è pronto a disposizione. Però ripeto, queste sono valutazioni che faranno adesso un attimo i prefetti, ovviamente confrontandosi con l'amministrazione regionale per capire come gestire anche questa situazione qua, ma prima di tutto penso che sia necessario un messaggio che aspettiamo, ripeto, come dicevo prima, a stretto giro, entro qualche settimana. A stretto giro, e ci farete sapere sicuramente. Abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, Sergio, un buongiorno a voi. Sergio, buongiorno. Buongiorno, volevo fare delle segnalazioni. Prego. A riguardo anche del turismo, a parte le fontane che non funzionano in Piazza Grande o in altre parti, tipo Giovanini, tipo Piazza Opera, che sono diremo, dovrebbero essere manutentate dal Comune. Ma il Palazzo della regione ha due fontane che sono state ancora, mi ricordo, dopo che avevo fatto della segnalazione da Serracchiani, sono state rimesse a posto e hanno l'acqua a riciclo che non consuma niente. Sono 3 anni che io non ho ancora visto quelle fontane aprirsi, né d'estate, logicamente d'inverno no, ma d'estate mai. È già cominciata la stagione, diremo, di primavera, e le fontane sono sempre ferme. Non so, allora dico, se sono state riparate, perché non si mettono in funzione durante l'estate? Non so, domando a Roberti, come mai non sono messe in funzione? Le fontane, non lo sappiamo. Voglio fare la domanda diretta a Roberti perché le fontane non funzionano. Le risponde sicuramente. Allora, aveva altre domande? Non ho finito ancora. Poi la Regione, da quando ha preso le strade della provincia in mano, e faccio presente la strada per Opicina o la strada per Basovizza, a Cava Facanoni c'è una rotonda che è completamente distrutta, che sarebbe da mettere a posto. Poi, oltretutto, ho fatto presente ieri anche al consigliere Russo, tutte le colonnine che vanno dalla Cava Facanoni a Basovizza e dalla Cava Facanoni a Opicina hanno i tubi che io, che ho una certa età, non mi ricordo siano mai state manutentate. Mai. Ecco, questa è una brutta entrata per quindi Trieste, anche la manutenzione delle strade che una volta erano sotto la provincia, adesso sono sotto la regione, qui si apre tutto un capitolo relativo alle sue competenze, Assessore, in particolare per quanto riguarda le autonomie locali. Ringrazio se questi lavori, anzi è ancora una cosa che finisco, la pulizia. Ogni volta che fanno pulizia, cioè fanno stralcio dell'erba dalla Cava Facanoni, dove finisce il confine del comune di No, non capiamo più nulla, stiamo perdendo la comunicazione. Grazie, buongiorno. Peccato perché l'ultima parte non l'abbiamo capito. Allora, comunque Sergio... Su queste prime due cose capisco anche il tema dell'attrattività turistica che potrebbe avere, la bellezza che hanno quelle fontane oggettivamente, in particolare ovviamente la fontana dei Quattro Continenti, perché quella sul Palazzo dell'Oid, il Palazzo della Regione, è una fontana piccolina. Va anche detto un'altra cosa, c'è un problema serio di manutenzione per quanto riguarda la fontana dei Quattro Continenti, tema di cui mi ero occupato già ancora quando ero in comune di Trieste. Tema non banale perché l'avrete visto anche voi, i triestini lo sanno bene, quella è una zona che, compresa il Palazzo della Regione e il Palazzo dell'Oid, quelle sono zone che periodicamente purtroppo vanno a finire sott'acqua. E le pompe, tanto della fontana del Palazzo Lloyd, tanto della fontana dei Quattro Continenti, sono sotto. Cioè,
La pompa della fontana dei 4 continenti è un pozzo che va là sotto e che viene allagato ogni volta che l'acqua arriva in piazza, come è successo e come succede periodicamente anche lo scorso autunno, se vi ricordate, abbiamo avuto l'acqua fino a sotto il municipio. Quello vuol dire che manda completamente in tilt tutto e servono lavori importanti di adeguamento. E tenete anche presente che l'amministrazione, ve lo posso assicurare perché ho gli uffici del mio assessorato all'interno del palazzo di Piazza Unità 1 e Palazzo del Lloyd. Quello è un palazzo che continuamente viene manutenuto e continuamente ha dei lavori in corso, perché purtroppo il tema dell'acqua crea non soltanto i problemi alla fontana, ma crea i problemi a tutte le strutture del palazzo. Là siamo sul mare, siamo sulle palafitte, siamo sul fango, è una zona che è stata recuperata al mare, e con l'aumento dei fenomeni delle mareggiate, con l'aumento di tutta una serie di criticità che ci sono, l'acqua continua a fare sempre più danni. Dunque il fatto di dire che 5 anni fa, 6 anni fa, 10 anni fa si era messo a posto una determinata fontana non vuol dire che sia sempre così, e purtroppo di lavori ne facciamo in continuazione, ricordando spendiamo soldi pubblici per farlo e dobbiamo stare anche attenti a come li spendiamo. Un conto è mantenere un palazzo che è un palazzo storico, vincolato, che rappresenta una meraviglia a Trieste, perché è la cornice, è un pezzo della cornice che racchiude Piazza Unità. Un conto è dire facciamo anche la fontana, perché così abbiamo lo zampino d'acqua, che tra l'altro sappiamo che in molte giornate non potrebbe stare nemmeno aperta, perché in giornate come quelle di oggi i turisti si la vedono ma si lavano anche con quella fontana. Anche, è vero, questo è forse meno piacevole. Allora ci ricolleghiamo con il nostro Bernardo Gulotta. Dove ti trovi in questo momento invece, Bernardo? Sì, è andato al mare. Siamo fuori dal Pedocin. Fuori dal Pedocin. Sì, volevamo andare al mare, poi però ci siamo accorti entrambi di aver dimenticato il costume, quindi niente, nulla di fatto. A parte gli scherzi, una signora che era là in fondo è andata al Pedocin, le abbiamo chiesto un po', quindi si fa primo sole, primo bagno. Mentre sono andata a leggere un libro. Ti ha risposto che non è sicuramente il primo. Eravamo in 2. Sì, esatto, mi ha risposto che non è sicuramente il primo. La signora ha detto che all'inizio, quando era arrivata, attorno alle 7:30, 8, erano in 2, e che adesso le persone dentro sono 5, quindi così, dato statistico per chi ama i numeri. Noi ci siamo spostati qui perché lì in fondo però intralciavamo, e quindi ci siamo messi dalla parte opposta. C'è proprio il cartello della MSC, quindi chi deve imbarcarsi con l'MSC oppure chi deve recuperare la macchina. Questo è il posteggio che è stato adibito proprio per i crocieristi pro tempore, in attesa di una soluzione diversa. La soluzione diversa, l'abbiamo detto anche prima, in parte è stata risolta con la concessione di 150 posti nel parcheggio comunale di Via Carli, perché poi qui, quando sarà preso d'assalto, diventa un problema dover andare ad accaparrarsi un posteggio per andare allo stabilimento La Lanterna, in una zona questa che è sempre interessata da importanti progetti, anche idee di riqualificazione. Alle mie spalle in fondo la nuova sede di Esatto, ristrutturata, non ci sono più le impalcature, l'ex meccanografico, che sarà, come detto, sede di Esatto e anche di parte degli uffici delle politiche sociali del Comune di Trieste. A fianco c'è invece il Museo Ferroviario, che è oggetto di un importante lavoro di ristrutturazione esterna e interna. Museo Ferroviario che è un punto probabilmente forse sottostimato rispetto all'importanza che ha rivestito nel tempo in termini ferroviari, proprio di traffico, ma anche oggi direi museale, perché all'interno di quella struttura, ma poi anche sparsi in altri musei triestini, ci sono importanti reperti, importanti testimonianze storiche della crescita su ferro della città di Trieste, e quello del Museo Ferroviario di Campiomarzio ne è un esempio nobile per quanto riguarda la città. Poi c'è la grande partita del mercato ortofrutticolo, cui spostamento verso Prosecco è ormai cosa consolidata. C'è il grande punto di domanda di capire lì che cosa sorgerà, se sarà davvero il posteggio di interscambio ulteriore che il Comune potrà realizzare, oppure se in quella vastissima metratura ci potrà essere lo spazio, potrà nascere lo spazio per qualcos'altro. Non so, chiedo l'opinione a questo punto anche dell'assessore Roberti, che la città la vive e anche in quella zona lui si è comunque anche interessato proprio di quest'area, alle spalle
spalle della nostra Elisabetta Gessi c'è il luogo di Porto Lido, dove c'è ancora in piedi il progetto del Parco del Mare, che dobbiamo dire la verità, ultimamente ne sentiamo parlare poco. Insomma, è una zona questa, ma lo abbiamo detto più volte, e io in persona sono venuto qua in diverse occasioni, che ha un grande potenziale. Al momento però è tutto ancora in una fase più burocratica che pratica. È vero, è in questa fase. Allora, intanto ringrazio veramente di cuore Bernardo Gullotta, perché è una zona in cui non è che ci si passa, il triestino non ci passa, perché o vai appunto al Pedocin, esatto, o altrimenti non è che passi di là per caso. Non è di passaggio, è vero. E il fatto di avere questa inquadratura bellissima fa capire cosa è successo all'ex meccanografico, perché i triestini si ricordano quella struttura, l'ex meccanografico abbandonata. Facciamolo vedere meglio l'ex meccanografico. Sì, sembra quasi un rendering, no? Invece no, è reale. Chi ha l'età mia o di Bernardo penso che non abbia ricordi di qualcosa di diverso rispetto a un enorme cubo di cemento abbandonato, lasciato a metà. Giusto? Penso di non sbagliare. Oggi vedere qualcosa del genere... Per me è così. Ecco, vedere qualcosa del genere è significativo, non è soltanto lo spostamento di alcuni uffici, ma quello rappresenta intanto il recupero di un'area abbandonata, appunto da decenni, da memoria d'uomo, per chi ha la mia età, almeno io non ricordo ci fosse altro. Anche per la mia. Il recupero di un'area abbandonata, il fatto di offrire all'utenza di Esatto una soluzione più semplice rispetto a quella di Piazza Sansovino sicuramente. Non comoda, diciamo. Non comoda dal punto di vista dei posteggi, insomma, anche come posteggi. Esatto, come posteggi, incastrata tra le due gallerie, non era semplice. Il fatto che Esatto era in affitto in Piazza Sansovino e dopo lo spostamento è andato in affitto. Il fatto di poter unire uffici comunali e uffici di Esatto, insomma tutta una serie di soluzioni ottimali in più, e ripeto, stiamo parlando, come diceva anche Bernardo Gullotto, di una zona che ha delle grossissime potenzialità. E il modo migliore, anche quando parli di investimenti possibili una volta spostato il mercato ortofrutticolo, quando parli di investimenti privati su una determinata zona, è portarci le persone. E tu quando ci porti le persone, perché quell'edificio rappresenta anche un determinato numero di dipendenti e di utenti che ci arriveranno, vuol dire che l'attorno si crea un interesse anche per farci il bar nuovo, per farci il negozio nuovo, per farci il ristorante nuovo, perché ci sarà la necessità di avere dei servizi che a oggi non servivano, perché a oggi tu avevi una zona che viveva tendenzialmente durante i mesi estivi, perché c'era il grosso afflusso dei triestini e dei curiosi che andavano al mare, ma durante il resto dell'anno hai appunto la signora che va a leggersi il libro, non sufficiente per creare un interesse da parte del privato che potrebbe investirci. Quindi è una zona che è vero ha grossissime potenzialità, e io sono sicuro che anche su Porto Lido la Camera di Commercio e con l'investimento che aveva in mente sicuramente andrà avanti, e presto ci saranno sicuramente delle novità. Delle novità che posso, Laura... Prego Bernardo, sì. C'è poi, giusto per chiudere il pacchetto, c'è poi il grande tema dell'acqua marina, che è leggermente più alla mia destra, dove si aspetta l'abbattimento. Ormai abbiamo inteso questo da parte del Comune, l'abbattimento della attuale acqua marina per poi una successiva ricostruzione, quindi diciamo che ritornerà anche una frequentazione di quel tipo, anche cioè di chi usufruisce una piscina terapeutica o anche una piscina che possa solvere a una questione di tempo libero. È rientrato in posteggio? È rientrato nel posteggio, no, c'è questo problema, purtroppo è saltato il collegamento nuovamente, ma comunque ringraziamo Bernardo Gullotta e anche Elisabetta Gessi per le bellissime immagini, no, che abbiamo visto appunto della nuova sede di Esatto, e anche per aver ricordato il problema, no, dell'acqua marina, che sicuramente ancora da risolvere, però insomma siamo in una fase avviata, no? Possiamo dirlo questo. Beh, assolutamente.
Assolutamente sì. Assolutamente sì. Aspettiamo semplicemente che arrivi l'aggiudicatario a demolire. A demolire. Abbiamo ancora soltanto pochissimi minuti, un paio di minuti. C'è la mail, mi sembrava interessante, questa di Mauro, che dice: sono un lavoratore transfrontaliero che abita nella zona di Raboiese, sotto casa mia, che è videosorvegliata, passano giornalmente carovane di migranti diretti in Italia, lasciando a terra, come da istruzioni date dalle varie associazioni italiane per eventuali permessi di soggiorno eccetera. Il signor Schiavon tempo fa proprio a Tele4 ha detto che le riammissioni sono illegali. Mi chiedo, solo le riammissioni dall'Italia, perché la Francia può rimandarli da noi o respingerli? Questa è la domanda, insomma, che fa il signor Mauro. Per quanto possa sentirsi autorevole Schiavone, in realtà rappresenta nulla se non la sua associazione, la sua, non so quale forma sociale sia. Penso che le istituzioni che devono dire se le riammissioni in Slovenia sono legali o no sono altre, e non aspettiamo il bollino da parte sua. Sono legali, tant'è che appunto un telespettatore fa notare, non un istituto, ma un telespettatore fa notare semplicemente e banalmente, e guardate che le fanno anche gli altri, le fa anche la Francia nei nostri confronti, le fa abitualmente. E anzi, dirò di più, la Francia fa di più, perché in realtà la Francia ha sospeso Schengen già da anni, dal 2015 ha sospeso Schengen, quindi sono 8 anni in cui c'è la sospensione dei controlli al valico con la frontiera con l'Italia a Ventimiglia. Le riammissioni sono legali, sono riprese con molta difficoltà, perché purtroppo in questo momento c'è ancora un po' di riluttanza da parte della Slovenia ad accettare, quando si fa la riammissione deve esserci anche la disponibilità da parte della Slovenia di accogliere, anche perché non stiamo parlando del confine francese che è difficilmente valicabile, che è piccolo, qua stiamo parlando di un confine molto più semplice da attraversare e molto più vasto da attraversare, quindi ci deve essere anche la disponibilità da parte loro. Il tema delle cartacce c'è proprio per evitare la riammissione, perché si liberano di ogni prova che certifichi il transito dalla Slovenia, perché la riammissione prevede il fatto che la polizia italiana debba dimostrare che quella persona è evidente che è arrivata dalla Slovenia, ma serve una prova. E liberarsi di tutte le cartacce vuol dire per esempio liberarsi anche di uno scontrino, della bottiglia d'acqua presa con l'etichetta slovena, di tutta una serie di possibili prove che certifichino che la persona è arrivata da là, tant'è che purtroppo siamo costretti a finanziare i comuni sulla fascia confinaria per le pulizie straordinarie dovute a questo tema. A questo tema che non è nuovo sicuramente. Lancia in resta, difende a tutti i costi l'immigrazione incontrollata, forse dovrebbe pensare anche agli effetti negativi tipo questi e contribuire lui, non pensare che paghi la regione. Grazie all'assessore Roberti, torni presto a trovarci e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buona giornata. Arrivederci a tutti.